Buongiorno, buongiorno. Avete visto che immagini bellissime e devo ringraziare Dio ti salvi per Imprenditori 2000 che mi ha mandato questi bellissimi video, grazie al nostro tecnico Andrea Basso poi che hanno veramente fatto questi assembramenti bellissimi per far capire la bellezza del nostro territorio. Vi ho portato a Collalto, Castello di San Salvatore, a 2 passi da casa, una meraviglia. Addirittura ne abbiamo 2 castelli, ne parleremo questa mattina con il professor Alessandro Minello, economista. Buongiorno professor Minello, grazie di essere qui, e anche con Antonella Cetti, referente associazione Assincolf Treviso, molto importante. Però parto, grazie Antonella di essere qui. Parto dal professor Minello anche perché ci deve lasciare poi alle 45, proprio per capire, professore, cosa c'è che non va in noi, nel senso che ci svegliamo e non sappiamo mai dove andare, non sappiamo come investire, non sappiamo dove investire e abbiamo 2 passi da casa invece delle meraviglie, e veramente grazie a queste persone che sono diventate delle istituzioni nel nostro territorio, sto parlando appunto dei Collalto, abbiamo la meraviglia delle meraviglie che non conosciamo. Ma eppure se si investisse di più, professor Minello, forse anche questo territorio verrebbe visitato, verrebbe anche salvaguardato, verrebbe anche aiutato a far capire lo splendore che abbiamo, anche creando lavoro, creando nuove attività, ma purtroppo non sappiamo. Prego professor Minello. Sì, buongiorno. Il fatto che noi ci svegliamo e non sappiamo dove andare, come diceva lei, è legato proprio al periodo storico che stiamo vivendo, che è un periodo di grande complessità e di grande incertezza come non mai nel passato. Il turismo, lo sappiamo, è un fattore di sviluppo. E però nel nostro caso, abbiamo l'esempio anche di Venezia, è un turismo che crea problemi alla vita quotidiana delle persone, perché quando c'è un eccessivo congestione di persone dovute agli arrivi e alle presenze, è chiaro che questo crea vantaggi da un lato ma anche degli svantaggi. Il problema che poi c'è nel nostro paese è che ci sono molti borghi, piccoli borghi, che sono fantastici ma sono poco visitabili per 2 principali motivi. Il primo, come dice lei, perché non c'è una comunicazione efficace e una promozione del territorio che sia coerente con lo sviluppo, diciamo, dei piccoli centri e l'orientamento delle persone verso i piccoli centri. Certo, noi stiamo migliorando da questo punto di vista perché abbiamo, come dire, abbiamo anche una serie di istituzioni anche locali che stanno lavorando bene sul territorio per promuovere le colline del Prosecco, per promuovere le piccole città. Però la comunicazione non raggiunge, diciamo, la massa è diretta ancora verso i grandi attrattori, nel nostro caso come Venezia. Il secondo elemento di difficoltà di convogliare le persone verso questi centri, questi piccoli centri, è la logistica, cioè il Castello di San Salvatore è molto bello, ma per un turista che arriva dall'esterno fatica arrivare in quei luoghi, e quindi anche qui bisognerebbe ripensare a una logistica con una struttura che possa veicolare le persone anche con delle navette, per esempio, verso alcuni centri, perché altrimenti c'è proprio il problema che una persona ci mette, non so, mezz'ora per arrivare in aereo da una località straniera e poi ci mette 2 ore per arrivare a Susegana. Quindi logistica e comunicazione sono 2 elementi importanti che chiaramente sono difficili da gestire, soprattutto quando i piccoli centri sono tanti in questo caso e spesso non sono in rete tra di loro, quindi anche questo è un elemento da ripensare rispetto alla valorizzazione dei piccoli centri. Professor Minello, intanto la ringrazio per quello che ha detto e come ha spiegato semplicemente, anche con poche parole,
quello che è l'importanza della comunicazione, l'importanza di fare rete, è là che c'è il problema. Vede, professor Minello, io lo dico a tutti i sindaci che ho, specialmente dei piccoli comuni, dei piccoli borghi, ma perché non promozionate? Ma non avete ancora capito, basta vedere la sagra. Perché quando fate la sagra viene così tanta gente? Perché così si chiama la sagra paesana, perché la gente ha voglia di uscire, spende anche qualcosa, naturalmente con prezzo contenuto, si mangia bene, si socializza. Questo avviene ogni tanto e fortunatamente perché c'è il mondo del volontariato, ci sono le pro loco, però non c'è, come dice lei, questa rete che dice questo fine settimana vado a Collalto, il prossimo fine settimana vado da un'altra parte, proprio una rete di collegamenti che ci faccia divertire, che ci faccia socializzare, perché vede, professor Minello, non è che noi vogliamo gratis, noi vogliamo partecipare anche spendendo qualcosa, perché ci piace mangiare la grigliata, lo spiedo, perché queste sono le nostre tradizioni, i nostri piatti, il baccalà, la trippa, il polpo, e poi guardare il panorama. Ma è così difficile promuovere in questo, fare rete, professore, è là il problema, fare rete, saper comunicare, investire. Ma avete visto che meraviglia? Se non ci fosse la principessa con la sua famiglia Isabella, che saluto e ringrazio anche per averci permesso anche di entrare e vedere queste meraviglie, non ce ne sarebbe per nessuno, non ce ne sarebbe per nessuno. Noi non possiamo vivere solo di prosecco, professor Minello, cioè beviamo e mangiamo prosecco ormai, e le meraviglie che abbiamo e tutti i nostri prodotti meravigliosi, i vini rossi e tutto il resto. Prego, professor Minello, questo vuol dire investire e creare anche lavoro, prego. Sì, no, fare rete è fondamentale. Il problema che noi abbiamo è che culturalmente fare rete per noi è storicamente un po' difficile, nel senso che il valore principale che un tempo era stato coltivato come valore fondamentale era l'individualismo, cioè bisognava fare da soli, essere più bravi, ciascuno più bravo, ciascuno con i propri segreti, ciascuno con la propria visione. E spesso questo atteggiamento, che nel passato è risultato un valore e un fattore vincente, oggi diventa sempre più un fattore di debolezza, perché la frammentazione dei luoghi, la frammentazione delle attività richiede che siano in qualche modo ricomposte per essere valorizzate, anche perché la valorizzazione oggi non avviene più sul territorio locale, ma su una scala più globale, quindi è necessario aumentare il potere di attrazione del territorio, non del singolo sito, per esempio, o del singolo museo. E questo passaggio dal singolo attrattore al territorio richiede appunto la collaborazione tra differenti enti. Non si vive di solo prosecco, il prosecco può far da traino, però bisogna, come dice lei, effettivamente creare una rete di promozione e di comunicazione di questi soggetti e di questi oggetti e attrattori territoriali, che però devono essere, come dire, raggiungibili, devono essere visitabili effettivamente lungo dei percorsi ben definiti. Penso che se qualcuno sta ascoltando abbia capito l'importanza di quello che ha detto il professor Minello, investire, quello che sta facendo questa principessa, che non è neppure italiana, ma ha capito l'importanza del territorio, del tradizione. Avete visto com'è tenuto, avete visto la bellezza, perché abbiamo fatto una panoramica a 360 gradi ed è veramente una meraviglia, ma dove trovate a 2 passi da casa le mucche che pascolano con una bellezza e un'ampiezza di territorio così. Delle volte noi diciamo dobbiamo fare chissà quanti chilometri per trovare un borgo
bosco, un prato, no, li abbiamo fuori di casa, è perché non si conosce, come dice lei, e la segnaletica lascia molto a desiderare. Ecco, io sono convinta che non riescono neanche a capire l'importanza della segnaletica. Qua mi rivolgo agli amministratori, perché io ho avuto la psicologa del traffico che è veramente inorridita per la segnaletica che abbiamo. Tu non puoi arrivare in una rotonda e non sapere dove per andare a Collalto, per dire, perché non c'è una segnaletica adeguata, e magari sei a 2 passi sbagli perché arrivi là, hai 100 cartelli, non riesci a leggere neanche uno e sicuramente sbagli strada e a San Salvatore non arrivi mai. Cosa dice, professore? L'importanza anche della segnaletica, come dice lei, di investire sui cartelli giusti? Prego. La segnaletica è fondamentale e lo vediamo anche e soprattutto quando, per esempio quando si va in Alto Adige, dove c'è una segnaletica molto attenta ai loro luoghi e sono facilmente, come dire, raggiungibili proprio seguendo queste segnaletiche. Aggiungerei però una cosa, il turista che per noi deve diventare un ospite deve essere accolto nella misura migliore, diciamo, e uno degli elementi con cui accogliere l'ospite spesso è anche quello di parlare una lingua con cui si può comunicare, per cui anche questo è un elemento che noi, diciamo, siamo un po' carenti, perché se pensiamo a quanti riescono a comunicare con l'ospite, non dico nella sua lingua, non so, il tedesco piuttosto che lo spagnolo o il francese, ma almeno in inglese, diventa un problema. Quindi è chiaro che anche questo fa parte di una cultura dell'accoglienza che va gestita a varie dimensioni: la logistica, la comunicazione, le segnaletiche, ma anche il linguaggio con cui tu comunichi con queste persone. Quindi è fondamentale, come dire, avere una cultura dell'accoglienza che sotto certi aspetti noi ancora non abbiamo, soprattutto nei territori più sparsi, in sostanza. E poi parleremo naturalmente di lavoro, perché questo ci collega proprio al lavoro, ai giovani, a questi cartelli che vediamo all'esterno di questi locali: cercasi, cercasi, cercasi. Io vorrei capire, poi professore lei me lo spiegherà, ma sa che siamo molto in sintonia, cosa veramente cerchi, cosa vuoi, chi cerchi e quanto paghi, perché come l'ha detto lei, anche all'interno di un bar o all'esterno ho bisogno di un cameriere professionale che mi sappia parlare anche la lingua, visto che siamo dei musei a cielo aperto e fanno la fila per venirci a visitare. Avrei piacere anche di capire cosa cercano con questi cartelli. Cercasi barista, scrivono. Sì, bene, perfetto. Allora andiamo a sentire Rinaldo da Venezia, poi salutiamo Antonella Acetti. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Noi altri qua nel Veneto siamo fortunatissimi, perché fra i turismi, borghi, che ne abbiamo a centinaia, e dopo non abbiamo bisogno di niente, ne abbiamo solo bisogno del commercio, come detto San Cantì, e la pubblicità dell'anima del commercio. Sui posti che mi oggi da 200-300 intorno qua, perché vado sempre con veloce Rinaldo, mi raccomando. Sì, in doveria, tanto farsi un nome farsi a conoscere, e invece di dargli il piatto della buona cosa sia, che ti viene da mangiare, regalare una maglietta con scritto il nome del vostro ristorante, e che quando ti viene qua mangia bene e spende poco. Ti vedrà su 100 magliette che ti dà, 90 si ammette anche a ridere, è nella forma di pubblicità. E poi è vero che ti mangi bene, ti accoglie bene. Quello che ha detto il zuppa al Brescianone, perché sono un poco manco, ti mangi bene, però se ti sei italiano mi fa finta di non capire da che sono. Vado sta a Renon, sono dappertutto, perché ho amici che amano i cavalli e fiere. Rinaldo, accorcia, perché devo salutare il professore che va via e devo fare tante domande. Noi altri qua nel Veneto siamo cordiali e onesti e mangiamo bene. Ciao Mirella e buongiorno a tutti. Grazie, grazie caro Rinaldo. Allora passiamo a Antonella Acetti, che ci darà dei numeri importanti, visto che c'è una popolazione che sta invecchiando purtroppo e c'è una denatalità con dei numeri impressionanti. Ecco, cosa ci dice Antonella? E grazie. Trovare lavoro anche per la figura femminile è sempre più difficile, far coincidere, ecco, lavoro, casa, famiglia, figli, e questi lavori che comportano degli orari veramente delle volte impossibili per qualche famiglia e per qualche mamma. Prego.
Buongiorno intanto e grazie per l'invito. Io colgo l'occasione per illustrarvi due novità del momento. L'importo della prestazione universale, che è stato riservato ad anziani non autosufficienti che abbiano bisogno di una badante a tempo pieno. Questo assegno di assistenza, chiamato così, ha un valore di 850 euro al mese ed è riservato, passatemi il termine, ad anziani ultra ottantenni che abbiano un ISEE non superiore a 6.000 euro. 850 euro al mese coprono un assistente familiare non convivente 20 ore alla settimana. Ecco che allora entra in gioco il caregiver, cioè il familiare che assiste l'anziano nel proprio domicilio. Ecco, allora qua mi ricollego col suo discorso, queste persone che sì, sono assistite in casa, però non abbiamo sufficienti risorse per poter consentire loro un'assistenza completa. Tra l'altro neanche un assistente convivente a tempo pieno non mi copre le 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Ecco che allora c'è la necessità del familiare che naturalmente deve trovare all'interno della propria vita un tempo da dedicare all'assistito, a discapito del proprio lavoro. Sentiamo come commenta il professor Minello questi numeri, quello che ha detto Antonella Acetti, ecco, questo bonus, ecco, chiamiamolo così, sì, che però non copre quello che è veramente la realtà del bisogno della persona. Ricordiamo che un giorno è fatto di 24 ore e perciò sì. Qui qualcuno si dimentica, sembra che un giorno sia fatto di 6-8 ore se ci arrivi. Professore, cosa dici di quei numeri che ha dato Antonella Acetti? I numeri sono molto gravi, cioè nel senso che oggi considerate che una badante a tempo pieno per una famiglia costa complessivamente al lordo quasi 2.000 euro al mese. Questo significa che pochissime famiglie oggi potranno permettersi già adesso, ma anche in futuro, un'assistenza, come dire, esterna. Accanto a questo aggiungiamo che le famiglie oggi sono sempre meno numerose, ci sono sempre meno figli. Considerate che in Italia, su un paese di 64 milioni di abitanti, sono nati meno di 380.000 bambini, quindi vuol dire 0,1% circa. È chiaro che questo richiede un intervento dello Stato che sia un intervento più rilevante rispetto ai bonus di cui si parla oggi. Quindi è chiaro che la strada che è stata imboccata può essere una strada giusta, ma non è in grado di incidere in modo significativo sulla soddisfazione del bisogno, perché le famiglie sempre più in futuro non saranno in grado di accudire e di assicurare un'assistenza ai propri anziani, che aumenteranno sempre di più, perché in futuro gli ultra 65 anni e gli ultra 70 anni diventeranno 2 volte, 3 volte in numero quelli che hanno rispetto a quelli che hanno meno di 15 anni. Quindi bisogna cambiare e rivedere proprio il sistema di welfare, incentivando anche una forma di welfare privato che sia aggiuntiva a quella pubblica, in sostanza, perché la qualità della vita di una società che invecchia è legata al fatto che ci sia una longevità anche in un certo senso attiva, quindi che possa assicurare ai propri soggetti una vita dignitosa. E in questo momento di passaggio, di grande declino demografico, della natalità e invecchiamento demografico, il nostro paese sta vivendo un disagio enorme.
Allora io vorrei anche, so che c'è Leone in linea. Leone, aspetta un secondo perché come ti ho detto devo mandare via, cioè va via il professor Minello alle 45, devo fare delle domande, ma stai in linea che poi ti do subito la parola. Quello che io vedo, e vediamo queste foto che abbiamo girato domenica, dove le associazioni che sono riuscite a riunire il professor Minelli, quelle che non sono mai invitate ai tavoli importanti, quelle che sono abbandonate a se stesso come che fossero, ecco, dei fantasmi, perché non fanno parte della politica che governa, perché non fanno parte di quel sistema di governance delle associazioni importanti che non le voglio. Io le ho riunite attorno a questo tavolo. Devo ringraziare appunto questo imprenditore che ha offerto questa grigliata, e quello che ho visto, anzi saluto in particolare Carla, questa signora diversamente giovane che si dà da fare incredibile per far sì che questa sagra riesca. Ma ho visto tutti quasi diversamente giovani attorno alla cucina, attorno allo spiedo. C'è questo movimento, però li ho visti felici, professor Minello, li ho visti contenti, perché in quel momento non si sentono soli, fanno parte di un gruppo, associazioni diversamente giovani, famiglie. Era bellissimo, ma è possibile che non riusciamo a capire che dobbiamo, come dice lei, fare rete con tutte le associazioni e di non fare la bilancia pesare Serie A e Serie B come associazioni, che sono quelle vere, quelle che si danno da fare, quelle che si rimboccano le maniche. Guardate, c'era una tavolata enorme. Allora sentiamo Leone e poi il professore. Vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluti i tuoi. Allora ti ringrazio per il video di Collalto che ci hai fatto vedere, Mirella. Allora io ho preso l'Atlante, l'Atla Stradale, e sono andato a cercarmi Collalto, e ho trovato che ci sono 4 Collalto Monte al nord Italia, con 4 Collalto. Questo che state presentando voi è Collalto Monte, perciò se io voglio andare a vedere un posto devo sapere esattamente il nome del posto, perché altrimenti come faccio a sapere qual è il Collalto giusto? Allora questo qui è Collalto Monte. Poi un'altra cosa, facciamo di tutto per creare turismo, e poi quando arrivano i turisti la gente si lamenta del turismo. Io ho un mio amico inglese che ha da Cambridge, e ogni volta che parlo insieme si lamenta tutti che ci sono a Cambridge. Ma insomma, che cavolo volete? Prima fate di tutto per attrarre turisti e poi quando arrivano vi lamentate, basta. Ciao Mirella, grazie. Grazie Leone, mi fa piacere che sei riuscito anche tu a vedere una delle meraviglie che abbiamo. Professore, ha sentito la telefonata di Leone, quello che ha detto lei, proprio tale e quale? Prego professore. Sì. No, allora noi non siamo mai contro il turismo. Il turismo è un elemento di sviluppo e di integrazione anche culturale. Quello che però si sta manifestando è una sua eccessiva concentrazione in pochi luoghi, e questo crea disagi per chi vive in quei luoghi. Pensando a Venezia, che è l'esempio più emblematico, chi vive a Venezia fa fatica a spostarsi, non riesce a salire sui vaporetti, non ha determinati servizi che un tempo c'erano quando c'erano più residenti. Cioè il turismo deve essere compatibile con il territorio, e invece quello che si sta verificando è che ci sono luoghi dove c'è un sovraffollamento turistico e luoghi molto belli dove invece il turismo è quasi assente. Allora il punto cruciale è quello di spalmare, diciamo, di dividere, di diffondere un turismo diverso che valorizzi e che visiti tutti i luoghi che noi possiamo offrire e mettere in rete. Per cui il problema sorge, ripeto, quando il turismo entra in collisione con chi vive la città, perché il turismo usa la città, usa i luoghi, mentre il residente vive i luoghi, e quindi bisogna far coincidere, diciamo, la vivibilità dei luoghi con la loro usabilità, che è l'elemento fondamentale. Questo in tutto il mondo, ben inteso, e non solo in Italia.
Professor Minello, ma allora parliamo anche di lavoro, giovani e lavoro. Possibile con la bellezza che abbiamo, questi agriturismi, che poi il turista ama, a parte che non sono stati neanche inseriti come per avere dei contributi, sono stati gli agriturismi messi da parte, ed è quello invece dove il turista si avvicina di più, ama il nostro agriturismo. Ecco, forse noi li abbiamo e ancora una volta chissà cosa dirà qualcuno in regione, quello che dice la Mirella, ma non sappiamo promuovere, perché da soli non ce la fanno, professore, non possono fare tutto da soli, bisogna supportare queste realtà finché abbiamo la fortuna di averle. Perché non si investe anche sugli agriturismi? Ma il ristorante allora viene penalizzato? No, non è vero, sono due cose completamente diverse, e soprattutto c'è questa voglia di ambiente, di verde, di serenità, di pace, che la trovi in queste realtà che sono bellissime. Perché non si fa questo? Perché non si crea anche del lavoro anche per i giovani, che abbiamo dei giovani veramente preparati, però bisogna avvicinarli, professore, non è che devono averlo per forza nel DNA questa voglia di fare anche questi lavori nell'agricoltura, nella ristorazione, nei bar, nei musei, prego professore, nelle guide ad esempio, delle belle guide, prego. Allora, per quanto riguarda i giovani cosa cercano? Cercano luoghi per loro attrattivi sotto differenti aspetti, sotto il profilo lavorativo, ma anche sotto il profilo ambientale, sotto il profilo della qualità della vita. La loro ricerca di lavoro non è totalizzante, cioè il lavoro non è totalizzante come lo è stato e lo è tuttora per molti di noi. Per loro il lavoro, per i giovani, è un elemento importante di tanti fattori però che riguardano la loro vita. E quindi un lavoro per i giovani è un lavoro che deve essere attrattivo per quanto riguarda per esempio l'utilizzo anche della tecnologia, deve essere attrattivo perché deve essere attento alla sostenibilità, ai valori, all'eticità del lavoro, al fatto di essere remunerato il lavoro in modo giusto, in modo equo. Quindi e anche diciamo un lavoro che possa essere per certi aspetti flessibile in modo diverso rispetto a quello che abbiamo vissuto noi fino adesso, che vuol dire per esempio la possibilità per certi lavori di concedere l'opportunità di lavorare da remoto. Quindi sono tutti elementi che sono cambiati per quanto riguarda l'offerta di lavoro da parte dei giovani, mentre la domanda di lavoro di molte aziende, di molte imprese è rimasta quella del Novecento, quindi con orari più o meno fissi, con luoghi di lavoro sempre gli stessi, con salari diciamo abbastanza contenuti, con attività, assorbimento tecnologico quasi nullo, eccetera, eccetera. Quindi il problema però lo si risolve non solo con l'azienda, cioè con l'adeguamento delle formule imprenditoriali, ma con l'adeguamento della comunità locale che deve attrezzarsi per accogliere un'offerta di lavoro che è nuova rispetto al passato, altrimenti non ci si incontra. È come se i giovani parlassero una lingua e gli interlocutori parlassero un'altra lingua, non ci si può capire su questo. Quindi il tema dei giovani, lei faceva riferimento prima diciamo anche a dei cartelli in cui si cerca lavoro. Se tu cerchi lavoro e chiedi, io faccio una domanda, no? Ho fatto anche un post di recente, se tu cerchi una persona che sia professionale, che sia formata, che sia gentile, che sappia parlare le lingue e che sia disponibile prevalentemente nel fine settimana, tu stai cercando qualcuno che non esiste, perché se uno è professionale, è preparato, lavora tutta la settimana. Se uno non è professionale, non è preparato, allora sì lavora il weekend, perché non si può vivere lavorando il weekend. Allora, se tu invece di mettere un cartello in cui cerchi qualcuno diciamo a tempo libero quasi, però gli richiedi determinati requisiti, devi proporgli un progetto di vita se vuoi un giovane, non puoi proporgli vieni il sabato e la domenica, perché i giovani a questo punto si sentono sfruttati. E considerate che da una ricerca che è stata fatta di recente
il timore di essere sfruttati è il timore più grande che hanno i giovani oggi, perché sono consapevoli della realtà, e questo è fondamentale. Quindi dobbiamo cambiare cultura, dobbiamo offrire qualità del lavoro, dobbiamo offrire una qualità dell'ambiente e richiedere quindi professionalità, richiedere serietà e gentilezza. Questo è il concetto. Sentiamo, vedevo che Antonella Cetti annuiva quello che diceva il professor Minello, e proprio così diceva. Antonella, prego. Sono perfettamente d'accordo con l'esposizione del professore, perché li sento anch'io, vivo anch'io qui, sento c'è una ricerca di personale professionale da assumere X ore al giorno e al fine settimana. Non è così. I ragazzi devono essere preparati, devono avere un'impronta scolastica e poi naturalmente devono passare attraverso il mondo del lavoro con l'insegnamento diretto. Però tutti, anche io vedo il lavoro domestico, quando io sento dire ho bisogno di un lavoratore, sto cercando un lavoratore che mi lavori 24 su 24, ma non esiste 24 su 24, il convivente ha un orario massimo settimanale di 54 ore, ha diritto ai riposi, le domeniche, la mezza giornata, la notte, le ferie, tutta una serie di cose. Tra l'altro noi come Assindatcolf abbiamo puntato molto sulla formazione, perché non possiamo pensare di lasciare nelle mani di questo lavoratore una persona fragile, anziana, a un lavoratore che non ha un minimo di preparazione. Io nel mio piccolo di Treviso sono arrivata alla 12ª edizione di corsi di formazione, 64 ore, dove coinvolgiamo il cuoco professionista perché insegni ai lavoratori a preparare pranzi e cene come si deve, infermieri che insegnino a questi lavoratori come somministrare i medicinali. Non possiamo dargli la medicina quando ci pare. Sono perfettamente d'accordo. E mi sono trovata d'accordo col professore su tante situazioni, anche sulla crisi del welfare familiare. Dopo magari ne parliamo un attimo. Lui anche perché deve andare via. Lo lasciamo. Allora, professore, l'ultima domanda, poi la lascio veramente. Abbiamo sentito questi 100 euro che poi saranno 70, che arriveranno nel 2025, però non ci sono soldi. Quando bisogna investire nella persona, i soldi non ci sono mai. Eppure abbiamo le banche che sono straricche. Ne parliamo, professore? Prego, poi la lascio. Purtroppo quei soldi, quei 70 euro, sono una piccola goccia nel mare in sostanza, ecco. Quindi il problema andrebbe affrontato. Attenzione, non è una critica, diciamo, politica, partitica, è proprio una critica di natura strutturale, cioè noi dobbiamo ripensare a quella che è completamente la struttura di assistenza alla famiglia anzitutto, ai figli e agli anziani. Bisogna ripensare proprio negli strumenti un nuovo welfare per una società che inesorabilmente invecchia. Questo è fondamentale. Quindi bisogna trovare degli incentivi, dare degli incentivi perché si possa trasformare anche quelle forme di risparmio privato in risparmio sociale, collettivo, cioè che possano essere diciamo reinvestiti in progetti sociali, in progetti di sviluppo della famiglia, di welfare e di welfare sociale, in modo tale che si possa far fronte a questa crescita di domanda di assistenza. Purtroppo il debito pubblico italiano è talmente alto che non consente grandi soluzioni, però sicuramente un miglioramento nella redistribuzione è realizzabile, e soprattutto bisogna creare un incentivo affinché, ripeto, un risparmio privato possa essere messo a disposizione chiaramente con
il giusto ritorno per il privato stesso, ma che possa essere messo a disposizione per attività e servizi di assistenza alle famiglie, soprattutto a quelle più bisognose. Perfetto. Se non si fa questo, i bonus purtroppo servono fino a un certo punto, in sostanza, ecco. E questi soldi nelle banche, professor Minello, che non riusciamo a capire perché non si investe, anche loro non devono investire nei servizi alla persona, fanno tante promozioni, tanti aiuti, perché in effetti è vero che cercano anche di aiutare delle realtà, anche delle fragilità, ma potrebbero fare molto di più, a mio avviso. Cosa ne pensa, professore? Sì, si potrebbe fare molto di più, nel senso che per ora molti aiuti sono limitati alla buona volontà e alla sensibilità di alcuni soggetti privati, anche i più benestanti. Esistono, a Treviso per esempio c'è stato un buon esempio anche per quanto riguarda la casa in questo momento, cioè si cerca di creare una joint venture tra pubblico e privato per assicurare un alloggio ai lavoratori, soprattutto anche a persone bisognose e immigrati, eccetera. La strada è proprio quella, cioè delle joint venture pubblico-privato per affrontare i bisogni di queste famiglie, di tutte le famiglie, perché attenzione, se tu non affronti i bisogni delle famiglie non avrai mai lavoro, non avrai mai sviluppo, perché le persone, quelle che restano, non saranno più in grado di dare un contributo rilevante. Quelle che possono dare anche per età un contributo rilevante andranno altrove. Questa è purtroppo la realtà, se non la si affronta, non la si affronta in modo diverso. Allora io ringrazio il professor Minello per queste parole. Io ho proposto al direttore dell'ISRA, pensi professor Minello, Villa Franchetti, bisogna ristrutturarla certo, ma con tutti gli imprenditori che abbiamo e le banche che abbiamo, se investissero per dare la possibilità a questi diversamente giovani, perché sono diventati tanti ricchi e tanto forti, e merito anche di queste persone che le abbiamo lasciate in una bolla che non si riesce a capire dove, ecco, forse si investissero anche in questo, magari qualche yacht in meno e qualche quadro in meno e qualche stanza in più per queste persone, forse veramente ne saremo grati. Io lo dico sempre. Prego professore. Mi consenta una battuta finale. Attenzione che le persone non si ricordano di quello che diciamo, non si ricordano di cosa facciamo, ma si ricordano una cosa importante: come le facciamo stare. Se le facciamo stare bene o male, si ricorderanno di noi, nel bene e nel male. Grazie professore, veramente grazie al professor Alessandro Minello, economista, di essere stato con noi. Veramente un messaggio che dovrebbe arrivare a qualcuno, perché ce la possiamo fare se quello che ha il Dio denaro investe nella persona, nella qualità della vita di queste brave persone che stanno avvicinandosi ai 100 anni e non sanno più dove andare e come fare. Grazie, grazie, pubblicità. Siamo ritornati in studio e diamo la parola a Antonella Acetti, referente associazione Colf Treviso, che è molto importante perché parliamo anche di diversamente giovani, di aiuti, di lavoro, ma di lavoro anche per i giovani. Com'è la situazione, il lavoro e questa vicinanza del mondo giovane a questo nuovo tipo di lavoro? Perché sono lavori che una volta non c'erano, poco, si sapeva poco, erano mirati, avuto che va a lavorare in casa di ricovero, così si diceva, mentre adesso io vedo all'interno anche dell'RSA molti giovani, cioè è cambiato, non è vero che non ci sono e non hanno voglia di fare niente, vogliono essere pagati, quello sì. Prego Acetti. Nel lavoro, grazie Mirella, nel lavoro domestico si divide anche la figura del lavoratore, perché noi vediamo che se viene assunta una persona per lavorare come collaboratore familiare, la Colf ha un'età 30-45 anni, in alcuni casi un po' meno. La
assistente familiare, l'assistente all'anziano ha un'età più elevata perché neanche la differenza di età tra l'assistito e il lavoratore che non deve essere così importante, perché altrimenti l'anziano si fa delle riserve nell'aiutarsi a farsi lavare. Allora anche là bisogna, il lavoro domestico è un lavoro tanto particolare, anche il fatto dell'età incide molto, mentre con le babysitter invece io sento, vedo, perché gestiamo questi rapporti, che l'età della babysitter è più bassa. È chiaro che lasci volentieri il bambino a una ragazza, a una signora che abbia i 20, 25, 30 anni, più agevolmente che non con una nonna di 60. L'anziano invece è seguito meglio da una persona che abbia qualche anno in più, il saper coinvolgere anche l'anziano, io le vivo quotidianamente e infatti le statistiche che io mi sono permessa di andare a vedere mi parlano di un lavoratore domestico che ha un'età compresa fra i 50 e i 54 anni, ha un peso del 17,2% del totale. Il lavoratore che ha più di 60 anni rappresenta il 21,40% del lavoratore domestico. Ed è anche questa una preoccupazione, perché più aumenta l'età del lavoratore, più andiamo verso un momento in cui non si troveranno, già adesso facciamo fatica a trovare lavoratori, ma faremo sempre più fatica a trovare il dipendente domestico, perché anche in quel tipo di lavoratore l'età comincia a avanzare e non abbiamo la sostituzione. Non è facile il lavoro dell'assistente familiare. Ecco il motivo per cui facciamo anche fatica a trovare lavoratori. Però non è che, Antonella, come diceva bene, l'anziano, diciamo diversamente giovane, ha bisogno di una figura che abbia una certa età, perché Sì. si sente più sicuro. Sì. Il bambino ha bisogno di una realtà più giovane, Sì. perché è più predisposto a questa formazione. Io non sono d'accordo, proprio per niente, Antonella. Anzi, invertirei le parti. Metterei il diversamente giovane col bambino e metterei il giovane con l'anziano, col diversamente giovane. Perché? Perché quando tu capisci la fragilità che ha questa persona e sei giovane, sei anche in grado di gestirla in maniera diversa, perché hai più forza, perché sei più sveglio a capire magari anche quella che può essere al momento la necessità, hai meno acciacchi della persona diversamente giovane, mentre il bambino, che tutto sommato quando è piccolo, e queste persone hanno anche fatto figli, sanno come gestire la situazione, forse hanno bisogno della figura più di una certa età, proprio per dare loro questo segnale che incomincia il ramoscello a stare dritto, e questo lo può fare più quello che ha esperienza. Ecco, io la vedo in questa, invertire le sorti, provare a invertire le sorti. Tanto è vero che io sarei favorevole per gli asili all'interno dell'RSA, anche in forma anche gratuita per le famiglie che non ce la fanno. Ecco, io avrei fatto anche, visto che ci sono anche in Europa, non è che ho scoperto l'acqua calda di sicuro, però ci sono e da noi non ci sono, e abbiamo le famiglie con gli asili che costano 800 euro. Ecco, pensate al bambino, se mi spiegano come fanno, e abbiamo diversamente giovani in questa RSA che sarebbero veramente contenti anche di seguire per determinate ore questi bambini, perché non sono tutti dementi, ricordiamocelo, il co-housing insegna molto. Prego Antonella. Io parlo per esperienza, perché Assindatcolf gestisce il rapporto di lavoro domestico, io parlo con i datori di lavoro, io parlo con i lavoratori, vedo quali sono i problemi, anche
interpersonali tra il datore di lavoro e il dipendente. Ma il datore di lavoro in questo caso è la famiglia, non è lui che decide chi vuole e cosa fare, è sempre il familiare che decide chi mettere a fianco? Non è mica così, perché se il familiare trova la persona che ritiene la persona giusta per assistere il proprio caro e poi l'anziano non riesce a trovarsi con questa persona, i rapporti si chiudono proprio perché l'anziano, vabbè, magari non è al primo problema, alla prima assunzione. È difficile che le cose vadano bene, perché? Perché sono abituati a non avere l'estraneo. Anziano o anziana? È diverso, perché voglio fare anche vedere queste due figure, il maschile e il femminile, o dobbiamo parlare di persona? Prego. Sì. La vediamo una differenza nell'accettazione del lavoratore convivente quando si tratta di assistere una signora e invece quando si tratta di assistere un signore. Diciamo che gli uomini sono, mi passi il termine, più facili da gestire. Le signore che sono state abituate a gestire loro la casa, a organizzare loro la sveglia della mattina, se non l'ora del pranzo, della cena. Vedere in casa qualcuno che porta via loro la cucina, se non l'organizzazione, o decide l'orario del pranzo, della cena, ecco, questa cosa gli dà fastidio. Perciò anche qua sarà magari il figlio che cerca il lavoratore, però se non va bene all'assistito non ne usciamo. Il discorso dell'età. L'assistito a volte si fa anche tante riserve per quanto riguarda l'igiene della persona. Adesso bisogna capire cosa vogliamo definire giovane e cosa vogliamo definire non giovane. Io penso che l'età giusta per un assistente familiare in assistenza a un anziano sia intorno ai 50 anni. A 50 anni siamo ancora tutte giovani, no? E forti. Una babysitter, bene, se ha 25 e 30 anni, va benissimo per i bambini. Se poi hanno un'esperienza perché sono a loro volta madri, benissimo. Il lavoratore domestico è necessario, fondamentale per tutta una serie di situazioni, non solo per l'assistenza all'anziano, ma anche per aiutarci nei lavori domestici, anche per seguire qualche ora quei bambini che quando escono da scuola o escono perché è finito l'orario dell'asilo, dove vanno fino a che rientrano le mamme dal lavoro. Quando stanno male, i bambini che vanno all'asilo ogni 3x2 hanno la febbre, vero? E perciò? E perciò abbiamo bisogno dell'assistenza familiare. Abbiamo una popolazione di lavoratori domestici che è un po' avanti con l'età e noi dobbiamo preoccuparci del ricambio generazionale. Però questo ricambio ha dei costi che la famiglia, diciamo, come è stato verificato, perché pensate 6.000 euro di ISEE vuol dire zero, perché vuol dire niente, capite bene che invece io direi di aumentare gli ISEE, visto che è un banco solidale, tanto è vero che li hanno aumentati, adesso io riesco a dare la borsa a un ISEE che non superi i 9.360 euro, perciò dai 6.000 euro sono passati i 9.360 euro, perché veramente abbiamo talmente pressato, abbiamo detto guardate che non ce la facciamo con questi ISEE, perché hanno veramente dei problemi enormi. Allora qualcosa è cambiato, ma non più di tanto, anche perché poi devi passare tramite i servizi sociali, c'è quello che riesce a capire sì, ho la casa ma non posso mangiare la casa, devono capire che forse anche i servizi sociali devono conoscere le realtà che forse non conoscono, non tutti almeno. Prego Antonella. Però purtroppo questi sono... Cosa costa ad esempio una persona, mettiamo 4 ore, un pomeriggio dalle 15 alle 19 finché rientro a casa dal lavoro, cosa costa un assistente? Beh, allora, solo intanto... non fare cioè aiutarlo a stare assieme, ecco, compagnia.
Un 20 ore alla settimana ha un costo di 800 euro al mese. Abbiamo fatto anche noi due conti. Il discorso dell'importo della prestazione universale. Intanto è la prima volta che abbiamo questo incentivo. Uno, Prima non c'era. Prima non c'era. Due, me l'hanno limitato a una platea che quando io ho letto i numeri dico no, ma forse ho letto male. Parliamo di un ISEE che non deve superare i 6.000 euro all'anno, deve essere un over 80 in gravissime condizioni e con l'assegno di accompagnamento. Che l'assegno di accompagnamento vuol dire che è dritta, credi alla Mirella, dritta, non si muove. Allora è l'assegno di accompagnamento. Vabbè, allora, questo è ed è sperimentale per 2 anni, fino al 31 dicembre del 2025. Allora a Sindatcolf si chiede, va bene, e dopo cosa succederà? Boh. E per tutti gli altri che non sono ricchissimi, certo, perché chi anche avesse un reddito da 20.000 euro all'anno, non possiamo considerarlo un ricco, vero? E quelli dove li mettiamo? Brava. Quanto costa un assistente, una badante a tempo pieno? Convivente, sembra costi meno, ma non è così, perché la badante convivente poi ha degli altri costi, vitto e l'alloggio è oltre. Allora, un'assistenza a tempo pieno costa mediamente 1.600 euro al mese, 19.000 euro circa all'anno. Un non convivente 40 ore alla settimana costa 1.800 euro al mese. Io faccio un conto di quella che è retribuzione, certo, TFR, tredicesima, contributi, eccetera. Gli 850 euro mi coprono 20 ore alla settimana e allora il resto, oltre le 20 ore, chi se ne occuperà? C'è un'altra cosa che si aggiunge a questo, l'esonero dei contributi previdenziali nel limite di un massimo di 3.000 euro all'anno. Bene, allora, un convivente a tempo pieno, le 54 ore alla settimana, i contributi costano circa 3.400 euro all'anno. Allora, 3.000 euro mi vengono per l'esonero della contribuzione, benissimo, ma per arrivare ai 19.000 euro, quell'anziano che ha un ISEE fino a 6.000, come fa? Come fa? Intervengono i risparmi o intervengono i figli? Non c'è soluzione alternativa. E se non ha risparmi e figli, chi interviene, Antonella? Interviene la regione, me lo no, perché ricovera. non ci sono i posti, abbiamo liste d'attesa enormi. Allora cosa facciamo? Glielo chiediamo noi al governo, gli diciamo, la Sindatcolf sono anni che chiede la detassazione dei costi, allora aiuta la famiglia a sostenere questi costi. Perché il datore di lavoro non può portarsi in deduzione il costo del proprio lavoratore? Mi abbassi l'importo imponibile, mi assumi in regola il dipendente domestico che a sua volta deve pagare le tasse. Certo. Vero? Perciò sta bene uno e sta bene anche l'altro. Quando nel lavoro domestico abbiamo più di 1 milione di rapporti di lavoro in nero. Sempre il nero esce alla fine. Sempre il nero esce. Sempre il nero esce. Allora con queste parole noi ringraziamo Antonella Aceti di essere stata con noi. Non abbiamo dato i numeri ma abbiamo sentito dei numeri importanti, però che qualcosa deve cambiare ulteriormente, sì. Quello sì, l'ha detto anche il professor Minello, che c'è un grande punto di domanda e devono veramente togliere il punto di domanda e dare veramente delle risposte. Grazie, grazie, pubblicità. Grazie Mirella dell'invito. Grazie.
a tutti per essere venuti a Super Samu e mi sono divertito tantissimo. Ci vediamo il prossimo anno. Ciao! E noi diciamo ciao a Super Samu, abbiamo qui in presenza Maëla Pavan, mamma di Samuele, che avete appena visto con questo video molto importante che adesso spiegheremo. Saluto anche Luigi Savian, presidente del Silea Rugby, grazie Savian di essere qui con noi. Saluto anche Ombretta Frezza, critica e storica dell'arte, che ha raccontato un'esperienza che sta vivendo combattendo questa malattia. E vai Ombretta, e vai che sei una roccia, vai Ombretta, grazie anche tu di essere qui per far capire l'importanza di combattere, ma bisogna anche saper combattere. E lo chiedo proprio a Maëla Pavan, che è la mamma di Samuele, quel bambino meraviglioso che avete visto, che ha sempre avuto la voglia di sorridere, che si è adattato a qualsiasi cosa per la voglia e l'ottimismo che hanno questi bambini dentro di loro. Allora, cominciamo. Cosa abbiamo visto, Maëla, questa bellissima giornata, questa raccolta di fondi, questa allegria, lo sport, chi ne ha più ne metta, prego. Allora, abbiamo visto intanto, partiamo da una sorpresa, perché io e papà di Samu non sapevamo nulla. C'è stata organizzata dalla società, da mia sorella, che saluto, che so che sta guardando. Ciao. E degli amici, dei carissimi amici, c'è stata organizzata questa sorpresa appunto perché, sapendo della malattia di Samuele è stata diagnosticata la leucemia 2 anni fa, adesso ovviamente le cure sono finite, stiamo solo riprendendo a vivere come ci hanno detto i medici, e ci hanno organizzato appunto questa sorpresa perché la difficoltà di Samuele doveva diventare un'opportunità. Un'opportunità per parlare di malattia, perché è una cosa di cui si ha paura e non se ne parla mai, perché Dio ci salvi, come si dice in questi casi. Invece purtroppo è una realtà e quindi bisogna parlarne, anche per dare fiducia a chi fiducia non ne ha, perché ci sono tanti che, sapendo di essere malati, si abbattono e è molto difficile poi uscirne. E poi anche per raccogliere fondi a favore di Città della Speranza e a favore di AIL, e quindi è stato organizzato appunto questo torneo di Rugby Touch, che è un rugby che è assolutamente aperto a tutti, perché non ci sono placcaggi, anzi c'è solo corso e divertimento e basta. E appunto con l'iscrizione fortunatamente è andata bene, abbiamo avuto 150 atleti l'anno scorso che hanno partecipato ben volentieri, siamo riusciti a donare ben 8.000 euro in tutto. No, bruscolini, avete sentito, in pochissimo tempo. In mezza giornata. No, ma quei rugbisti si va bene. No, sai cosa c'è, Mirella? Che quando metti assieme esatto, birra, caldo e rugby non può che essere un successo. Ti dico solo un dato: 580 litri di birra. Avete capito? Visto che dobbiamo bere poco, ma c'era anche tanto da mangiare, però c'era tanto movimento. Quanto importante è, Luigi Savian, il movimento, ecco, fare sport, attività che forse veramente è fondamentale per la vita di questi bambini, ma di tutti noi, ecco, l'attività fisica, prego. Allora, per noi l'attività fisica e fare sport è un bene per tutti, a prescindere dai bambini, agli adulti. Noi andiamo dai bambini di 5-6 anni, arriviamo anche a 50-60 anni, con i vari passaggi, tutto quello che c'è. E fare il gruppo è una cosa che nel rugby è innata in se stessa, proprio c'è il gruppo e poi ci sono tutte le attività, come in questo caso è uscita spontanea, senza tanto, non ci abbiamo pensato su più di tanto. La Maëla è trainante nella nostra società, al di là di quello chi forse non avrebbe cambiato niente. Una delle cose più importanti nel rugby è il sostegno, e se noi non diamo sostegno su queste cose qua, credo che non abbia senso parlare di nulla. Il sostegno deve essere vero. Esatto, è sempre presente, e quando si può, come puoi, con le tue forze. Non è importante il quanto, ma è importante essere presenti. Partecipare. Io posso dirle solo che ancora mi vengono le lacrime, la prima telefonata che ha fatto. È vero, fatta a me. è vero. Quindi sì, perché sono situazioni veramente... Sì, sono situazioni, e poi è andata bene, facciamo gli scongiuri che continuino a andare bene, e che andiamo sempre a migliorare queste... Poi sai cosa, queste Mirella? cure è fatto per quello, noi abbiamo fatto questo in modo che si possa andare sconfiggere al 100%, magari no, ma
ci proviamo, no? Poi sai cosa c'è, Mirella? Che adesso, senza nulla togliere agli altri sport, però come dice lui, nel rugby l'importante, quello che ti insegnano prima di tutto è che per andare avanti devi passare la palla indietro, perché c'è sempre qualcuno che ti aiuta. E io mi sento di parlare anche a nome del papà di Samuele, mio marito Davide, non ci siamo mai sentiti cadere. C'era sempre qualcuno, soprattutto della società, che ci teneva su, capisci? E questo è fondamentale? Ma certo, è importantissimo, cioè è una cosa che altrimenti sei veramente a terra ed è difficile poi risalire. Se c'è una cosa che non ci hanno fatto mai mancare è la presenza in qualsiasi modo, in qualsiasi forma, dalla semplice telefonata al pacchetto di Moncherie in maniera che ti dai un tono in ospedale perché l'alcol non si poteva portare. Al rosario del Presidente. Però c'è sempre qualcosa, diciamo, che ti fa mettere in piedi e capire che devi andare avanti e continuare. Allora, Ombretta Frezza, tu hai scritto questo libro importantissimo con questa esperienza che hai vissuto finalmente primavera, e questo è un bellissimo titolo, ecco, veramente grazie anche per quel coraggio che hai di metterci la faccia, di scrivere anche, perché le parole rimangono, la storia rimane, questa battaglia che tu stai combattendo, però finalmente primavera. Prego Ombretta, e cosa vuoi dire a questa mamma, a questo allenatore che sta cercando di fare rete, di mettere assieme il dolore ma condividerlo, ecco, condividere il dolore, l'importanza della condivisione del dolore. Prego Ombretta. Intanto buongiorno a tutti, buongiorno Mirella, grazie dell'invito. Sì, è importante la condivisione, è importante non chiudersi in se stessi e avere anche, un po' come è successo alla mamma di Samuele, avere una rete, una condivisione di persone che ti aiutano. Io dico sempre giocare la partita tutti insieme, non essere solisti, perché da solisti non si va da nessuna parte. E quindi non solo i medici, gli infermieri, diciamo lo staff che mi ha seguito, che mi continua a seguire in ematologia a Treviso, ma anche poi la famiglia, la rete famiglia e la rete amici che si compenetrano. E poi appunto ho avuto l'idea di scrivere questo libro perché è venuta un po' così, è un diario di giorno in giorno, diciamo, della prima fase della malattia, quando io ero uscita anche dalla malattia, ero in remissione, un anno fa quest'ora ero in remissione, poi a ottobre, dopo 6 mesi, mi è stato ridiagnosticato una recidiva, però è proprio il senso che si lotta e c'è sempre speranza, non bisogna mai arrendersi. Poi non è un libro triste, ma è un libro che racconta anche con ironia la malattia. Io ho un linfoma non Hodgkin che chiamo, non troppo simpaticamente, lo scrivo anche nel libro, un linfostronzo, cioè una malattia che è un po' cattiva, anche aggressiva, che ti limita nella tua attività, nelle tue attività di tutti i giorni, anche un banale andare fuori e fare la spesa, perché quando fai la chemio sei tanto stanca, non ce la fai. Quindi però immagino sul bambino. Come hai scritto Ombretta, finalmente primavera, sì. Tu quando ti svegli al mattino puoi dirlo, finalmente primavera, ce l'ho fatta, sono qua, ecco, posso sperare, sì. Questa speranza, però hai bisogno del supporto, ecco, certo. Supporto che deve fare la comunità, questa comunità che forse siamo diventati un po' pigri. Io stimolo tutte le mattine a fare comunità, a supportare, visto che qualcuno può mettere questa goccia nell'oceano, queste persone che sono al momento fragili, ecco, noi dobbiamo supportarle. Poi ti chiedo una cosa, Ombretta, la chiedo anche a Maela, però abbiamo Nico da Rubano. Ciao Nico. Buongiorno Mirella e alla tua ospite. Buongiorno. Buongiorno. Intanto sentivo che parlava di chemio, l'ho fatta anch'io. Pronto? Sì, vai. Sì. Ah, ok, l'ho fatta anch'io per la sclerosi multipla. Comunque devo ringraziarvi perché mi ha chiamato una tua collega, però appunto non sono proprio così preso male. Comunque intanto grazie per la seconda volta sono riuscito, dopo tanto che ci provavo, è la seconda volta che riesco a prendere la linea. Bene. Comunque ho il numero di telefono adesso non mi ricordo il nome, che mi ha chiamato subito, cioè non mi sembra neanche vero,
E Hai dite visto? ancora siete buona. Hai visto? Allora Ecco. sì, sei stato chiamato dalla Elisa che ti richiamerà. Nico, mi fa piacere aver sentito questa telefonata, questa voglia di parlare, di comunicare, che è fondamentale, perché anche una trasmissione, una telefonata può far sentire meno soli, perché c'è una comunità che mi ascolta. Quello che volevo chiederti, Ombretta, io sono dell'idea, e qua forse culturalmente proprio noi non ci siamo nel territorio, perché noi parliamo di profondo sud ma siamo anche profondo nord, nel senso che siamo molto chiusi e dopo la pandemia forse siamo diventati ancora più chiusi. Facciamo fatica ad avvicinare la fragilità, facciamo fatica a capire che forse questa fragilità ha bisogno di un abbraccio, di un saluto, ma noi temiamo il male. Ecco, noi non temiamo la persona, temiamo avvicinarci a quel male, a parlare di quel male, a salutare quella persona che ha quel male. Cosa dici, Ombretta? È verissimo, Mirella, verissimo, perché io quando l'ho comunicato, ho comunicato a tutti, alla famiglia, agli amici, io l'ho proprio detto perché non volevo vergognarmi poi di dire ho questa malattia o scomparivo e la gente si chiedeva dove fossi andata. Però visto che tante persone mi sono vicine, tante si sono proprio allontanate, addirittura mi rendo conto per strada, quando cammino, cambiano strada, attraversano dall'altra parte per non anche solo chiedere come stai, perché a volte anche solo quello, un come stai ti dà calore, ti riempie la giornata, ti fa un sorriso. È un po' difficile sì affrontare la malattia e soprattutto anche il pronunciare la parola stessa cancro a volte fa paura agli altri. Tu che ci sei dentro no, ti abitui purtroppo a dirlo, anzi ma ti fa questo bene forse, dirlo. Ombrette, lo chiedo anche a Maella, è merito anche di tante donne che dopo questa malattia, dopo la chemio, tante ce l'hanno fatta, altre non ce l'hanno fatta, però hanno fatto rete e squadre, hanno iniziato di parlare di tumore, di cancro, creare questi gruppi per aiutare queste fragilità, di non sentirsi sole né all'interno di queste strutture ospedaliere né quando escono da casa, continuando a creare queste associazioni fondamentali. Avete visto le sfilate che fanno, quello che si inventano, la canoa, lo sport, perché loro sono vive, hanno solo bisogno di essere prese per mano e di essere accompagnate in un percorso molto difficile, ma loro ce la stanno mettendo tutte e noi dobbiamo aiutarle. Prego, Maella. Purtroppo uno stereotipo che si ha della malattia è che quando ti diagnosticano una malattia tu dentro di te sei già morto. No, perché sennò i progressi della scienza sono venuti per niente. Una cosa che io mi sono ritrovata molte volte a fare è, soprattutto i primi giorni, quando l'abbiamo comunicato alle rispettive famiglie, alla mia, quella di mio marito e ai vari parenti stretti, una cosa che abbiamo detto è: e ditelo che Samuele sta male, non c'è niente di cui vergognarsi, si devono vergognare chi ammazza, chi ruba, chi fa del male alla gente, ma non una persona che è malata, non c'è niente di cui vergognarsi, anche perché, detto tra noi, di vecchiaio ormai non muore più nessuno. Cioè, è difficile anche morire. Esatto. E quindi una cosa che poi mi ritrovavo a fare alla gente che ovviamente ci teneva, che siamo fortunatamente circondati da una famiglia non di sangue che è immensa, è quella di consolare io chi mi chiamava per sapere come stavamo. Ma come fai te a parlarne così, come se non fosse niente? Come se non sentissi il dolore. Esatto, io ho detto: guarda che non è che piangendomi addosso, arrabbiandomi con chissà chi, mio figlio guarisce prima. Anzi, stando male io, mio figlio percepisce il mio dolore, la mia tristezza, il mio malessere, e sta peggio lui, perché capisce che c'è qualcosa che non va. Una cosa che noi non abbiamo mai perso in questi 2 anni è la quotidianità. Quando eravamo in ospedale avevamo avuto la fortuna, sfortuna da una parte di essere solo in stanza per una decina di giorni, sembrava di essere in un villaggio vacanze, noi mettevamo la musica, ballavamo e mio figlio era attaccato con 1700 tubicini a tutte le varie terapie che doveva fare, ma alla fine per stare bene serve anche non pensare che stai male. E non renderti conto che sei su un letto d'ospedale, perché questo è terribile. Poi per farti capire, scusa se ti interrompo, per farti capire chi è Samuele, aveva 7 anni e mezzo quando gli è stata diagnosticata e lui non vuole tuttora e non voleva allora sentir parlare di malattia. Un giorno in ospedale mi ha detto, e mi ha lasciato ovviamente spiazzata perché da adulto dici chi sei un alieno, mi ha detto: mamma, per favore tu non dire che sono malato,
perché io non ho una malattia, perché dalla malattia non sempre si guarisce. Io ho un problema e i problemi vanno risolti e noi questo problema lo risolviamo. Lui quando parla della sua leucemia non parla di una malattia, parla di un problema. E quindi noi dobbiamo ragionare come un problema si da chiama risolvere. leucemia. Esatto, ma aveva 7 anni e mezzo, quindi è più saggio di quelli che magari ne hanno 60 e che si abbattono alla prima difficoltà, capisci? Senti Luigi, adesso ti farò una domanda un io po'... vorrei intervenire. Sì, aspetta, un po' scomoda per rispondere anche a intervenire questo. su quello che ha detto Marco. Sì. Allora, perché voi uomini, molti uomini, fanno così fatica ad affrontare il male? Io ho avuto delle donne operate al seno con un cancro che il marito e anche dei fidanzati le hanno lasciate perché non riuscivano. Sì, io non dico, ho detto gli uomini, non ho detto il tuo nome. Purtroppo molti uomini fanno questo in un momento dove la donna dovrebbe essere supportata, aiutata, proprio per la paura di fare questo percorso assieme, che vuol dire impegnarsi molto e soffrire assieme, decidono di prendere un'altra strada. Tanto è vero che sono più le associazioni femminili che hanno fatto questo, che aiutano le donne, che quelle maschili. Prego. Guardi, Luigi. allora, purtroppo ho toccato un tasto dolorosissimo per me. Mia moglie è stata operata nell'89 e nel 96 mi ha lasciato. Abbiamo combattuto, abbiamo fatto tutto quello che sta dicendo Manuela, l'ho vissuto in prima persona negli anni che, per dire, nell'ospedale di Treviso non c'era neanche il reparto di oncologia. C'era niente. Non c'era niente. C'era una poltrona dove mia moglie faceva la chemioterapia e stava 3 giorni a letto senza muoversi. Io ho avuto sostegno da tutti, però le dico la verità. Io non lo so, ci siamo riproposti tutto quanto. Quello che diceva Maele in questo momento l'ho vissuto nella mia pelle. Noi con mia moglie non abbiamo mai non ci siamo mai pianti addosso, non ci siamo mai fatti compatire, abbiamo sempre lottato e, sebbene era una situazione devastante, siamo sempre stati propositivi fino all'ultimo giorno, sempre convinti e sempre con voglia di fare. Quindi mi fa una domanda che non le so rispondere, perché da parte mia, personalmente, siamo sempre stati presenti, di supporto, ci siamo sempre impegnati per fare delle cose, abbiamo sempre cercato. Come diceva Maela, crediamo nella scienza. Io credo nella scienza. Sì, ma tu credi anche nello sport, perché tu vieni da un ambiente sportivo che ti ha dato... no, ma è così, cioè ragazzi, dobbiamo anche parlare di queste cose. Certo. Tu hai ben inquadrato la storia, perché? Perché sei vissuto anche nelle regole, nel rispetto dell'avversario, hai fatto squadra. Ma è la vita questo? È la vita, però io se sono sfortunata e non ho un compagno del genere, io devo avere qualcuno, e qua chiedo a Umbretta che mi supporta, come hai detto tu, anche quando esco di casa io devo trovare il vicino o un amico che mi saluti, perché di questo ho bisogno. Umbretta, ma quanto è difficile, tutti hanno la fortuna di avere vicino Maella, di avere vicino Luigi, di vivere in un paese anche molto vivace, dove c'è molta diciamo comunità, che è fondamentale. Prego Umbretta. Allora, io devo dire la verità, sono molto fortunata perché, a parte la famiglia, poi ho, come diceva Maela, una, diciamo, seconda famiglia non di sangue, ecco, che è quella degli amici e delle amiche, che addirittura fanno a gara per accompagnarmi a fare le chemio, vengono a trovarmi a casa, perché tante volte io ho un sistema immunitario un po' fragile ancora e quindi non posso magari uscire se fa freddo, se piove, ancora frequentare luoghi troppo affollati. È un discorso un po' complesso e devo dire non mi sento troppo sola, però dopo 2 anni di frequentazione del reparto di ematologia ho conosciuto tanta gente e sento tanta gente che mi racconta che sono state abbandonate da mariti, fidanzati, che sono soli nell'affrontare la malattia, e penso che sia un grande dolore più della malattia stessa. E quello che diceva Maela prima, no? Che non è una malattia, che non consideravano, il bimbo non considerava la leucemia come una malattia, un po' vera. Anch'io mi ci sono ritrovata, perché io lo chiamo incidente di percorso, quindi è una cosa che si supera, che ti blocca, ma che si deve superare, si deve andare oltre. E sono convintissima che andrò oltre, che la vinco anche stavolta, Certo. non mi pongo il problema del contrario. Hai fatto bene a dirlo. Abbiamo Mirella da Riese Piodecimo. Ciao Mirella. Ciao Mirella e buongiorno a tutti gli ospiti. Ecco, e le faccio tantissimi auguri a quella signora poveretta.
e vorrei abbracciarla proprio, perché io ho dell'esperienza, perché mio figlio aveva la fidanzata nel 2007 e lei è mancata sul giro di 2 mesi per la leucemia, e pensare che ogni giorno andava all'ospedale alla sera a trovarla tutte le sere comandate. A 25 anni, il giorno del suo compleanno, è mancata. Grazie Mirella della telefonata che hai fatto. Ecco, l'unica cosa che io chiederei è di non chiamarli poveretti. Ecco, sì, no. brava. Questa è una parola che loro non vogliono sentire, però purtroppo è nel nostro vocabolario. Quando uno sta male, la prima cosa puoretto. E puoretto. Ecco, se un disabile è puoretto. E se tutti puoretti non ho capito il perché. Però dobbiamo, sento che meno male, così ho fatto sorridere anche Ombretta. Senti Ombretta, ma sai quello che io dico tutte le mattine? Che io penso che grazie anche a questa trasmissione o anche ad altre, toccare con mano quella che è la realtà con questa persona che viene in trasmissione, che ci mette la faccia, che racconta la malattia, queste telecamere che entrano negli ospedali, e qua devo ringraziare i direttori generali, veramente, per delle volte non è semplice, ma hanno capito l'importanza di capire cosa succede dietro quella maledetta porta, che ogni volta solo passare davanti toccavamo ferro, mentre adesso sappiamo cosa c'è, cosa fanno, perché stanno là, come dice Maella, per aiutarci a vivere, non per aiutarci a morire, perché è difficile anche morire grazie alla scienza, alla ricerca e alla tecnologia, però noi, Ombretta, purtroppo viviamo di etichette. Allora, i diversamente agili, come li chiamo io, perché io la parola disabilità proprio non riesco a sopportarla, la dico per far capire cosa voglio dire. Allora, li chiamavamo mongoloidi, disabili, diversamente abili, handicappati, cioè non abbiamo fatto mancare niente. Ma è possibile che non riusciamo a chiamare le persone per nome e cognome? Ma perché devo chiamare sempre la persona etichettandola? Uno spaccia una bustina e diventa un spacciatore, uno ruba qualcosa e diventa un ladro. E stiamo parlando di ragazzini, di ragazzi, cioè è possibile che non riusciamo invece a capire che dobbiamo dare una possibilità a queste persone grazie allo sport? Io ho fatto all'ippodromo Sant'Artemio Sport e Benessere, che riprenderemo, è fondamentale. Sport e benessere vuol dire fare comunità, vuol dire socializzare, vuol dire fare una condivisione del dolore. Prego, perché queste etichette secondo te, Ombretta? Tu sei una critica, una storica dell'arte, la bellezza dell'arte, mettere insieme l'arte con la malattia, tanto è vero che all'interno degli ospedali ci sono dei dipinti bellissimi adesso, c'è la musica, c'è qualcosa, si sta muovendo, prego. Gli animali, bravissima Maella, prego Ombretta. Abbiamo le etichette perché secondo me è proprio un retaggio culturale che forse è ancora dura a morire qui, perché è vero, oltretutto è vera la storia che quando comunichi che stai male o che ti tocca affrontare questi incidenti di percorso o problemi, la gente è vero che ti dice poveretto e ti tratta come se tu fossi un alieno alla fine, come se e ti mette un po' ai margini quasi della società. Invece io dico sempre a tutti, io non sono diversa da quella che ero 2 anni fa, io sono la stessa persona, cioè con la stessa passione per l'arte, con la stessa voglia di lavorare, con gli stessi amici, la stessa famiglia, con le mie stesse passioni, la mia voglia di viaggiare, di andare in giro, di fare, quindi non ti cambia niente alla fine, cambia solo il fatto che ti devi fermare un po', ma nulla di più, perché poi oltre quel muro c'è di nuovo la vita, ed è verissima la storia che al di là di quei vetri c'è un mondo che lavora di personale infermieristico, OS, medico, che veramente gioca la partita con te. Io non posso dire nulla, ho un'ematologa che ormai è come un'amica, cioè mi supporta, mi sostiene, parliamo di tutto. Quando c'è qualcosa che non va, comunque vede sempre il bicchiere mezzo pieno, cioè lei mi ha sempre detto le armi ci sono, le dobbiamo usare, quindi piena fiducia nella scienza. È questo che la gente dall'altra parte del muro aspetta, perché un'altra telefonata, Ombretta, abbiamo Sandra da Padova, vai Sandra.
Niente, è caduta la linea. Allora do la parola a Maella intanto che Sandra riprende la linea. Allora Maella, queste parole che dice Ombretta, ma soprattutto questa testimonianza di questa malattia che si può combattere, ad aver fiducia ed essere speranzosi come ha fatto tuo figlio, ma anche perché ha avuto la solidità della famiglia, cioè questa mamma e papà presente, questi genitori che lo facevano divertire, questo letto che non era un letto dell'ospedale ma era un letto come può essere tanti, come vado in vacanza, cambio letto. Ma infatti quando ci hanno detto che ci mandavano a casa, io ho detto ma siete sicuri? No, ma noi stiamo qua 3-4 giorni per sicurezza se serve, perché qua siamo serviti, riveriti, c'è tutto, io quando vado a casa devo fare tutto io, qua faccio niente, mi va meglio qua. A un certo punto l'infermiera mi guarda e fa: guarda che io ne ho conosciute poche di mamme come te, sei mica normale, ma per fortuna, perché a questo punto, cioè, io ho visto che ma probabilmente è un discorso anche di carattere, nel piangersi addosso, nell'arrabbiarsi o nel chiedersi perché proprio a mio figlio non si risolve nulla, anzi ci si tira sulle maniche. Abbiamo fortunatamente il sostegno di persone come Luigi, come la società, come le maestre, come tantissimi amici che ci sono stati vicino, e là si va avanti. Ma questo più che sia anche per dare un esempio a mio figlio stesso che non siamo da soli. Una cosa che ci è tenuto a ribadire il dottor Grotto, che è intervenuto al Super Samu l'anno scorso, che è fondamentale per una famiglia a cui accade una cosa del genere, non sentirsi sola, perché l'atteggiamento fa già l'80% del risultato. E quindi, cioè, se noi abbiamo la fortuna, un po' per merito, un po' per fortuna, di essere circondati da persone del genere, che poi organizzano anche dei tornei così dal nulla, che approfitto per dire che il 1° giugno si ripropone sempre a Silea. Così lo diciamo. Quindi siete invitati tutti quanti, sarà una festa fantastica sia per bambini che per i grandi, perché ci saranno i supereroi più o meno dalle 6 che vengono a intrattenere i bambini, c'è un gruppo che suona, quindi poi il rugby si sa che è divertimento allo stato puro. E quindi, approfittando appunto, tornando a noi, di questo sostegno, non si può che andare avanti, e anche per far vedere agli altri che la malattia non è una malattia, è un problema e basta. Non è una fermata, ma poi si continua. Sì, esatto, è una fermata. Come hanno detto a me, è una montagna che devi scalare, quando arrivi in cima ti godi il panorama, scendi e giri pagina. Abbiamo Sandra, ripreso la linea, vai Sandra da Padova. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno agli ospiti. Buongiorno. Io intanto faccio tanti auguri alla signora che è in collegamento, perché ritrovi la salute, la serenità e che vada avanti, perché ha una forza incredibile. Poi per quanto riguarda gli aggettivi che davano una volta, Mirella, sappiamo che la cultura veneta, come in tante altre regioni, chiamavano handicappato, mongoloide. Io mi ricordo una mia amica che aveva una sorellina, adesso poverina non c'è più, che è morta anziana, era down e diceva mia sorella mongoloide, ma non è che lo faceva con cattiveria, era un retaggio giustamente culturale. Ci vorrà molto tempo perché la gente capisca che le persone sono persone, come dici te, come dico io, come dice tanta gente. Dopo ti dirò una cosa, meno male che Rete Veneta e il capitano sei te, il comandante, che porta queste persone ai musei, al teatro, all'arte, perché è giusto fare vivere anche loro, quello che è il mondo esterno, perché non si può, se tu hai un bambino down o che ha delle problematiche, lasciarlo a casa, fargli fare il giretto. Io vedo delle volte le carrozzine, qualche mamma e papà fanno fare il giro, ma no, deve vivere la socialità, la quotidianità. Purtroppo, Mirella, ripeto, è ancora molta strada da fare, ma credo che magari fra un po' di tempo, non lo so quanto, non sono una fattiera. Ce la faremo Sandra, ce la faremo. Grazie delle parole Sandra, devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno con questa trasmissione, perché gli ospiti sono sempre fantastici e speciali. Allora, io però adesso ti faccio una domanda imbarazzante, Ombretta, e ti dico che te la faccio proprio col cuore aperto e mi stringo anche un forte un braccio, ma te la chiedo. Ma perché ci mettiamo il fazzoletto quando stiamo male e non siamo più noi?
Perché dobbiamo nascondere, come dice giustamente, scusa, ma perché io penso che tu saresti molto più bella senza il fazzoletto, saresti proprio ombretta, l'ombretta che conosciamo. Perché dobbiamo coprire questa parte del corpo? E te lo dico, dopo ti spiego il perché. Questa parte del corpo come se la donna senza capelli non fosse più la stessa. Io ho avuto la Tosato, che è la parrucchiera, che ha messo questi caschetti per non perdere i capelli, penso che tu la conosca. Ecco, l'importanza dei capelli per la donna, l'importanza di non perdere i capelli, l'importanza anche di avere una parrucca, di no. Ecco, spiegaci, perché io faccio fatica, se sto male e questa parte del corpo, ecco, è senza capelli, ma come tu hai detto, io sono ombretta, sono io, non è cambiato niente. Perché ti metti il fazzoletto? Ombretta! Perché ti metti il fazzoletto? Meno male, io ti faccio sorridere. Vai, ombretta cara. Sai Mirella, è stata forse la cosa peggiore è stato quando ho perso i capelli al terzo ciclo di chemio, quindi a febbraio. Lì proprio, sai, quando vengono via gli spazzoli, vengono via a ciocche praticamente, no? Che è una cosa che tu senti raccontare dalle altre tue compagne di stanza in reparto, da altre persone, però poi viverla e siccome io sono sempre andata molto orgogliosa dei miei capelli, mi sono sempre piaciuti tanto, e lì è stata una cosa che per me è stato un po' un trauma, e forse hai ragione, io uso la cuffietta. In realtà i capelli sotto ci sono anche, perché stanno crescendo, perché poi basta finire le chemie e i capelli crescono. Solo che c'è ancora un po' di remore da parte mia a mostrare questa peluria nuova che sta crescendo, che poi io la vedo anche come una ripartenza, perché sono nuovi. E perché li soffochi? Scusa, sai, loro vogliono ricrescere e tu li soffochi. Ti levi sto cavolo di fazzoletto che hai in testa? Ecco. Oh là, guarda che ho ragione io, che bella che sei. Beh sì. Ombretta, guarda che bella che sei. Ti ho fatto piangere, sono contenta. Ecco. Ti ho emozionato, vero Maella, che siamo riusciti a togliere. Guarda, sei emozionata anche Maella. E anche, guarda, ti abbiamo emozionato tutti. Non metterti più il fazzoletto da oggi. Ombretta, promettemelo. Va bene. Oh, guarda, ma guarda, no che voglio farti un sbaglio, Maella. Non voglio farti un complimento, ma sei più bella, sei tu. Ombretta, sei tu. Grazie. Prego, Maella. Ecco, adesso. Ecco, Maella ha un fiume di lacrime adesso. Allora, io quando mio figlio aveva i capelli più corti di lei, lo chiamavo Kiwi, proprio perché appunto aveva sta pelurietta tipo pulcino appena nato. Poi, e in questo devo ringraziare mia sorella sempre, perché mia sorella, fatalità, ha un salone di parrucchiera a Spercenigo che tratta solo con le piante, e quando l'ha visto praticamente cabrio, lo dico io, ha detto: bene caro, adesso ci penso io. Eravamo certi che quella fosse stata l'ultimo ciclo che gli faceva perdere i capelli. Se l'è preso, diciamo, sotto braccio, e settimanalmente gli faceva un trattamento con le piante ayurvediche che ha lei in salone. Nel giro di 3 settimane adesso siamo come si dice in dialetto, intrigai starghedrio, perché è un fungo di capelli. Però effettivamente io penso che i capelli, per chi è malato, danno la certezza che sei malato. Come diceva Ombretta prima, il brutto di vedere i capelli cadere a ciocche ti dà, anche se tu non ci pensi mai, quella è la prova tangibile che c'è qualcosa che non va. Soprattutto per una donna che i capelli ce li ha lunghi, che se li cura, che è la femminilità, sono i capelli. Io non faccio testo in questo, però vedere appunto i capelli che cadono a ciocche ti dà: sì, ok, sono malata, è vero. E per quanto tu non ci pensi, guardarti allo specchio e vederti senza capelli ti butta un po' giù di morale, per chi ci passa. Io non ci sono passata personalmente, ma vedevo mio figlio. E trovare magari il modo per riacquistare questa fluente chioma, o magari trovare un nuovo look, perché magari Ombretta adesso si vede con i capelli corti e dice: sai cosa c'è? Ho più carattere con i capelli corti. Ma tu pensa, guarda, guardandoti Ombretta, sai, sentendo quello che ha detto Maella, ecco, guardarti allo specchio prima col fazzoletto, guardati poi quando abbiamo finito, se hai uno specchio vicino, e guardati adesso.
sapere che ce l'hai fatta, il capello sta ricrescendo. È una Ecco, come diceva è una lei prima, una rinascita, sì. Se tu mi metti sto cavolo di foulard, lo so, rispetto, sai, guarda che lo dico così, Sì, perché certo. io sono così, ecco, chi mi conosce sa che io sono così. Cioè tu rinasci perché sai che sei tu che ce la farai. Però sta bene con i capelli Ma corti. è vero che stai io non me la bene col vedrei con i capello capelli corto. lunghi. Sì, Ecco, sì. Sì, non ti vedi nessuno, però mica vedi. lo so che ti ho fatto fare un gesto estremo e ti dico non te l'ho fatto fare tanto per farlo, ma perché io sapevo che dentro quel foulard, dietro quel foulard c'era questo cappello che aveva voglia di Però uscire, sai cosa? di Anche crescere. questo può sembrare un gesto estremo, ma può essere un esempio anche per le altre. Che può magari essere dicono, anche- e perché io non me lo posso togliere? Perché io non posso essere donna e essere femminile anche con un capello corto? Alla fine dimostro agli altri che sto combattendo una battaglia, e non è una battaglia da poco, Allora io sono entrata in una RSA qui a Treviso e c'era una donna giovane, completamente pelata, come lui, proprio pelata, Io non sono pelata, completamente pelato. No, lui li gasa che non si Beh, ecco, vede. non si vede, insomma. E ti dico, Ombretta, che la prima cosa che l'ho avvicinata l'ho accarezzata Certo. nella testa, e lei sai cosa mi ha detto? Che bello Mirella, ma che bello, ma perché? Ma perché nessuno fa quello che fai tu? Mi è venuto spontaneo fare una carezza a questa donna proprio sulla parte dove lei non Più metteva fragile. il fazzoletto, Sì. però lei andava al lavoro così, perché mi ha detto questa sono io Mirella, con o senza capelli, questa sono io, gli occhi sono miei, il naso è mio, la bocca è mia, il corpo è mio, sono solo senza capelli, sono bella pelata, sono una lampadina, ma sì. ciò non toglie che sia sempre io. Ci vuole un Sentiamo carattere anche non da cosa poco. dice Luigi Saviano. Allora, In quanto pelato. io spezzo una lancia a favore anche di chi si mette il fazzoletto, nel senso che se questa persona si vede meglio così e tutto quanto, alla fine è sempre lei che deve star bene. Io ho vissuto queste cose purtroppo tante volte, a me piaceva moltissimo e non avevo problemi, anzi noi, come diceva lei, abbiamo avuto anche una ragazzina che è glabra di suo, quindi senza capelli, Sì. non perché li ha No, persi, no, è perché lei è nata così. ed era bellissima così Certo. tutto quanto. Però se una donna un po' di vanità si vede meglio, si trova più a suo agio, sta bene lei poi, no? Perché io credo che quando tu ti vedi e ti piaci ti aiuta anche a star meglio. Io non sono dell'idea tua, lo dico qui abbiamo pubblicamente, capito. Luigi, io sono dell'idea che noi abbiamo paura del fazzoletto, il fazzoletto a copre me la non dà paura malattia, il fazzoletto. copre quello che è, te lo Ma dico è più io una da paura donna, degli altri, è una secondo paura me. degli altri di non far vedere, è una paura il No, fazzoletto. allora se è per non far vedere agli altri, no. Non è una, è Ma una se paura. a me piace, perché mi piace vedermi, Non mi sento piace più il in foulard ordine. a noi donne, te Beh, lo insomma, dico io che non piace, lo mettiamo perché in quel momento la malattia sempre portato le donne il foulard, Sì, ma prevede, sì, una volta dopo lo abbiamo tolto fortunatamente, che cavolo, Non lo tutte. torniamo mica indietro, Luigi. Non tutte. Ecco, per carità. Non tutte, Ecco, neanche in chiesa non lo mettiamo più ormai, Beh, dai, non lo è una cosa mettiamo che più non da so. nessuna parte, neanche al mare non mettiamo più, siamo Lei è una libere. cosa che non so. Siamo, ecco, te lo dico io, perciò Ombretta ti prego, ecco, di far passare questo messaggio, ma non lo dice solo la Mirella, lo dicono anche queste donne purtroppo che stanno cercando di essere libere anche nella malattia e cerchiamo veramente di essere libere. Prego Ombretta. No, è verissimo. Infatti quello che diceva Maela prima, no? Quando perdi i capelli e poi io ho perso anche le sopracciglia, tra l'altro, Sì. hai proprio che ti Su di perdi petto, un pochino la tua identità, la tua, cioè lì un po' ti smarrisci in quel momento. Io mi ricordo la Maia, la mia parrucchiera, quando è venuta a casa a rasarmi, perché ormai insomma i capelli erano brutti, erano mezzi lunghi, mezzi corti, era brutto da vedere. Ho girato la testa verso lo specchio e lì sì è stato un momento forte, perché capisci che sei malato, lì è proprio la malattia, capisci che sei malato. Dopo è vero, quando cominciano a crescere e quando tu Mirella dicevi la carezza sulla testa, ecco io ho mia mamma che fa questo con me ed è un bellissimo momento, perché ti fa sentire un contatto, è calore anche quello. E hai ragione, io adesso penso che andrò in giro senza, a parte che se non fa troppo freddo, perché allora Prendi anche la testa è sempre bella calda, prendi freddo anche in testa, Ombretta, prendi, lascia che questo capello riesca a rivivere le emozioni, la quotidianità che viveva tutti i giorni. Ascolta Ombretta, un'altra cosa che volevo chiederti, tu sei critica e storica dell'arte.
Quanto fa bene l'arte nella malattia? Riuscire a staccare la spina con l'arte. Io ho fatto arte e benessere a Villa Margherita e ti dico la verità, ho visto delle persone piangere nel vedere, nel ammirare la bellezza dell'arte, ecco, la cultura, la storia, la nostra storia, le nostre radici, anche nell'arte. Prego, Ombretta. Allora, l'arte è una sorta di medicina, per me è una medicina, nel senso che ti fa bene, ti distrae da quello che stai vivendo. L'arte in ogni sua forma può essere qualsiasi cosa, da un film ad esempio io mi sto trovando adesso a lavorare un po' da remoto, però scrivo molto, sto scrivendo, sto collaborando con una galleria d'arte, stiamo facendo dei testi, quindi mi impegna molto questa cosa e mi tiene distratta dal pensare oddio martedì ho la visita, oddio devo fare questo esame o altro. Quindi l'arte, e ho visto l'arte in ospedale. Io anni fa con un'associazione di artisti ci eravamo fatti promotori di Arte in Corsia, che era una mostra, un'esposizione lungo i corridoi dell'ospedale, giù dove c'è il bar, e nel reparto di prima medicina. E mi ricordo che questa cosa, abbinata a degli eventi collaterali, faceva bene anche ai ricoverati. Certo. Quindi sì, l'arte è fondamentale. E mi fa piacere che tu lo dica, Ombretta, da persona colta quale sei, ma soprattutto da sensibile, perché arte vuol dire sensibilità. Ecco, apprezzare l'arte vuol dire che sei sensibile, che hai, ecco, questa predisposizione a capire cosa hai di fronte. Io mi ricordo sempre, ho avuto un ricercatore proprio che mi ha detto, quando vado in musei mi viene una rabbia perché vedo queste persone che passano davanti a questi quadri, poi li vedi al bookshop che prendono il libro e stanno là mezz'ora e non riescono a capire che il quadro, se lo guardi, ti ferma e ti fa le domande, tu devi dare le risposte. Perché mi vedi così? Cosa vedi in me? Ma perché non ammirano? Ma perché si fa così fatica a stare fermi ad ammirare? Abbiamo dei quadri che sono meravigliosi, delle sculture che parlano e tu non ti poni la domanda di fermarti e di fare la domanda: perché sono qui? Cosa sto guardando? Sentiamo Vladimiro cosa sta guardando stamattina. Ciao Vladimiro da Rovigo. Sto guardando la trasmissione Fiche per la pasta asciutta. No, volevo dire due cose la signora Ombretta, no? Prima è una battuta che mi è venuta in mente, che è l'unico lavoro che non dovrà fare in futuro la signora Ombretta è la ostessa in osteria, no? Perché magari uno entra e la saluta, fa Ombretta, allora è a bianco o rossa, ma no, grande Vladimiro, grande Vladimiro. No, vabbè, no, ma ecco, no, la prima cosa che ho sentito è che la signora Ombretta sta guarendo, no? Beh, ma nel momento in cui supera il momento più brutto, sta guarendo e i capelli ritornano in testa, ma fa solito va buttare via, cioè deve pensare da quel momento lì in poi che pettinatura mi farò più avanti, tra una settimana, un mese e via, cioè i capelli che cresce è come dire la salute che sta tornando, è la malattia che è finita, cioè deve pensare a rinnovarsi, a riprendere tutto il discorso complessivo del viso, cioè pensare ai capelli e al viso e come abbinarli anche in modo un po' vezzoso, cioè come dire è una signora, quindi perché però c'è veramente tra prima che sembrava una iraniana delle Khomeini, adesso è tutta un'altra cosa, cioè sta godendo, deve godere la guarigione in tutti i sensi, signora, cioè deve essere aperta all'aria, ecco. Ciao, grazie Mirella, ciao. Abbiamo sentito anche Vladimiro, hai sentito Ombretta, ecco, sì. L'affetto, ecco, anche da casa che viene corrisposto con questa telefonata, con questo fa ritornare il sorriso. Stiamo riusciti a staccare la spina anche con Ombretta. Cosa dici Maella? Poi sentiamo anche ha perfettamente ragione, cioè l'ironia e l'umorismo è la chiave di... È il segreto, Sì, è il segreto, sì, anche perché come dicevamo prima essere tristi non porta a niente, quindi tanto vale che devo passarci per forza, ok, tanto vale che mi diverta. Ecco, con la musica come hai fatto tu, con la i musica, giochi il ballo, con abbiamo. i film, sì, Ascolta, certo. Maella, quello che vorresti dire a Ombretta nel momento che
hai capito che tuo figlio non stava bene e che doveva fare un altro percorso. Ecco, questa forza di resistere a un percorso che tu sapevi già dall'inizio, tuo figlio meno, ma tu molto faticoso e anche impervio, perché non si sa quando arrivi alla cima cosa trovi. Cos'è stata la forza che ti ha aiutato a fare questo percorso? Il marito, la famiglia, cioè la persona proprio alla quale vorresti dire grazie oggi? Io? Sì. No, a me. Ho capito. Quindi, e perché? Perché intanto c'è stato dal momento in cui ci hanno fatto quella benedetta e maledetta assieme telefonata per dirci che qualcosa non andava, al momento in cui eravamo ricoverati in ospedale sono passate 5 ore. Quindi non ho avuto proprio materialmente il tempo per rendermene conto e sono entrata come l'insalata nella centrifuga, ho cominciato a girare e ho finito un paio di mesi fa. Quindi la mancanza di tempo mi ha fatto affrontare tutto con l'incoscienza. Quindi non mi rendevo probabilmente neanche io stessa conto effettivamente di cosa stavamo per andare a fare, cosa dovevamo vivere, cosa dovevamo passare. Questa incoscienza mi ha permesso appunto di vivere tutto come se fosse una cosa all'ordine del giorno. Ma sì, dobbiamo farlo, ok, facciamo. Come ti dicevo prima, io fortunatamente anche per famiglia ho un carattere che mi porta, ok, c'è qualcosa da fare, ci si imbocca le maniche e si fa. La prima domanda che ho fatto al medico quando mi ha detto che appunto Samuele aveva la leucemia, gli ho detto c'è il pericolo che lui possa morire, che non possa superare questa cosa, e perché ovviamente da mamma queste cose te le chiedi. E lui mi ha detto guarda, con la situazione di Samuele al momento c'è l'85-90% di possibilità che ce la faccia. Ok, bene, cosa dobbiamo fare? Si parte. Fine. Cioè la mia preoccupazione era finita lì. Dal momento che tu mi dai più speranza che disperazione, andiamo, facciamo. Qual è il problema? Si parte. È un problema da risolvere, appunto. Guarda, Maela, io sono onorata di averti ospite. Madonna. Veramente, hai sentito Ombretta cosa ha detto? Sì, Chi è che devi e lo ringraziare? condivido. Me stessa. E io penso che E lo se faccio condivido la in stessa pieno. domanda a te, o la faccio anche al nostro Luigi, forse io ve lo dico io che vi meritate voi il grazie. Grazie di esserci, grazie di combattere, grazie di aiutare Luigi, grazie di quello che hai detto, grazie per essere vicino alle fragilità, grazie per far capire l'importanza dello sport e della convivialità. E del sostegno. E del sostegno. Prego allora, Luigi. Per dire, quando ho chiesto a Maela era inevitabile che fosse lei la mamma, tutto quanto, perché è una cosa che noi uomini dobbiamo imparare, non avremo mai la forza che hanno le donne. Soprattutto nei confronti dei figli. È un uomo raro. L'ha detto, È un uomo alla fine, Bello. siamo riusciti a dirlo, non ci Non è- arriveranno mai, l'ha detto. No, ma lui lo dice non sempre. è una novità da parte Non è Lui una lo novità. dice sempre. Perché- Meglio sentirlo dire, Poi- visto che abbiamo pochi che lo dicono. La forza che ha Maela, la forza che ha avuto il papà. Anche perché sì. io conosco bene suo marito e le dico, Sì. credo ce ne siano veramente rari come sono così, al di là della malattia, nel crescere i figli e tutto quanto. Io non sono uno che fa complimenti. Maela lo può dire tranquillamente, io non sono, però quando è vero tutto quanto. sì. La cosa più bella che dicevo, per tornando al discorso dei capelli e tutto quanto, io Samuele, come stai? Bene? Come va? Tutto bene? Sì, bene. Capelli, toglieva il cappello, veniva a me e andava via. Cioè, nel senso, l'ha vissuta benissimo anche il ragazzino, Sì. quindi quello va benissimo. No? Un giorno Nel gli ha senso- detto, sai Gino, perché noi ovviamente adesso tutti lo conosciamo perché per prima ci Gino, ha messo a ridere per quello, perché mi fa strano chiamarlo Luigi, perché lui è Gino. Sai Gino, adesso io sono come te, guarda, si è tolto il cappello ed era uguale, e lui era rimasto così. Cioè, il rapporto, non far sentire la differenza, non farti sentire emarginato, Esatto. ma che stai... e come Vivere dice, la quotidianità sto male, assieme vado alla avanti. società Sì, sì. che E viviamo. una grande famiglia alle spalle È una e grande grandi famiglia. amici. E Io sono convinta però, Gino, se Sì, ti dico beh, Gino, grazie. Finalmente. che il marito è fortunato è una donna così. Sì, Questo sì, te sì. lo dico. È una cosa reciproca. No, non mi smuovete da qua. No, Gino, non mi Davide muovo segna. da qua. Non mi muovo da qua, Gino. Povero che le vuole. Quando faceva la chemio il figlio, l'altra chemio gliela faceva lei e il figlio con la sua voglia Però, di le vivere. dico- Erano due chemio che andavano in corpo in Sì, quel sì, momento. sì. Questa mamma che sorride, Però che fa posso capire dirti, al bambino. è Però, vero, le dico però che- da donna io spezzo una lancia che, come dice lui, Sì. è a favore anche del papà. Perché Ma io perché ero è lì. proprio bravo, Sì, adesso non stiamo a dire io massa, perché Sì, No, perché appunto, poi- Gino va, stia calmo,
ecco, gonfiare io devo, però ma è talmente bravo che non si monta la testa. Vabbè, però Maella qua, aspetta perché sono in chiusura, devo salutare Ombretta, dimmi che non ti sei divertita stamattina, ti ho fatto trovare via il foulard, ti ho fatto sorridere, ti hanno chiamato dappertutto facendoti i complimenti. Ecco, anche tu cosa vuoi dire a Maella, a Luigi, alle persone che ti ascoltano e a te stessa, ecco, questa oretta diversa dalle solite. Prego Ombretta. Beh, intanto sono contenta di aver conosciuto Maela e Gino, perché sono veramente due forze della natura. Maela soprattutto, in lei rivedo molto quello che sono stata e che sono io in questo momento, nel senso che comunque, appunto, anch'io ho chiesto alla mia ematologa rischio e lei mi ha detto le armi ci sono, e della serie si fa, e quindi io ho detto partiamo subito e rimbocchiamoci le maniche e andiamo. E anch'io dalla diagnosi poi al ricovero per me sono passati pochissimi giorni, quindi non li prendi mai, diciamo, non sei che canti entrando in un reparto di ematologia sapendo che devi affrontare una chemio, però insomma lo fai, punto. Cioè, e a me stessa dico che per il momento sono stata brava. Sei stata brava e te lo diciamo noi, e continuerai a essere brava anche perché non metterai quel orribile fazzoletto che avevi in testa, perché ecco io ti prego, anzi vorrei invitarti, se stai bene, quando è la festa. Te lo volevo dire io, il 1° giugno ti aspettiamo a Silea, Ombretta, volentierissimo, che così ci conosciamo di persona. Ecco, farebbe proprio piacere. Molto. E soprattutto invito a leggere questo libro, veramente un libro importante. Vediamo ancora la copertina del libro con un titolo veramente bellissimo, Finalmente primavera. Eccolo qua, perciò io ringrazio tantissimo Ombretta Frezza, ringrazio Maella Pavan, ringrazio Luigi Savian detto Gino e ringrazio però, scusa, un abbraccio a Samuele. Un grande abbraccio a Samuele, e per ultimo lasciamo anche il papà, poveretto, perché l'abbiamo massacrato. No, poveretto, il papà stamattina. Cioè, tu prova solo a pensare che lui ci ha lasciato quella sera che ci siamo ricoverati all'entrata del pronto soccorso e ha toccato la mano di Samuele attraverso il vetro. Io ero dentro e l'ho vissuta in prima persona assieme a Samuele, ma da fuori non è per niente semplice, e lui è stato veramente, veramente bravo. Doveva finire così, se no che Maela era. Grazie, pubblicità. Abbiamo Giorgio Polegato, presidente Coldiretti Treviso, qui in presenza con noi. Mi ha chiesto quanto dura, 3/4 d'ora, presidente, così siamo tutti dirette. E abbiamo anche Gianluca Codognato, responsabile comunicazione, Associazione Difesa Consumatori. Grazie Codognato di essere qui, anche lei. Abbiamo la Coldiretti questa mattina, perciò quante domande da fare alla Coldiretti, ma ce le farà anche la Coldiretti, perché veramente di risposte ne abbiamo molto poche, ma soprattutto non vogliamo risposte vaghe, noi vogliamo sapere com'è la nostra situazione, sia a livello economico, sia a livello di ripresa di queste attività molto importanti, l'importanza dell'agricoltura. Ecco, l'importanza dell'agricoltura, presidente Polegato, prego. Buongiorno a tutti intanto e grazie per l'invito. Allora, dobbiamo pensare insomma, che il settore primario, già il nome stesso indica l'importanza e la necessità che abbiamo anche come consumatori che questo settore sia assolutamente aiutato e sostenuto, perché purtroppo abbiamo dei comparti, vedi particolarmente nella nostra provincia, il settore vitivinicolo che funziona, abbiamo delle eccellenze come Prosecco straordinarie che tanti ci invidiano, però abbiamo anche dei settori che chiaramente soffrono e che vanno assolutamente tutelati, aiutati, perché vedi il mondo della zootecnia piuttosto che l'ortofrutta sicuramente non sempre sono momenti facili, e noi come Coldiretti chiaramente abbiamo a cuore soprattutto quelle aree di difficoltà che troviamo spesso, perciò va tutelata, va aiutata, perché comunque ci sono aziende che da tanti anni portano avanti l'attività, famiglie che si impegnano, che hanno investito e che vanno portate avanti, perché se pensiamo al latte e tutti i suoi derivati, il mondo della carne, va aiutato con tutti quegli strumenti che servono per riuscire a stare in piedi. Dobbiamo creare quella filiera che permetta alle aziende
di poter pensare anche a un futuro positivo con gli investimenti che le aziende devono fare, perciò ci devono essere quelle marginalità, quella sostenibilità non solo ambientale ma anche economica che permette di vedere un futuro roseo. Questo è quello che noi cerchiamo di fare, di aiutare le nostre aziende. Senta, Presidente Polegato, noi abbiamo vissuto questa battaglia, la guerra non è stata fatta perché sono rientrati, perciò vuol dire che c'è stata una buona mediazione, un rientro di quello che era una possibile guerra proprio che riguardava l'agricoltura. Ma il problema della filiera è che questo agricoltore, questo produttore prende pochissimo rispetto all'anello finale. E questo non può essere, perché sono anni e anni che noi puntiamo su questa realtà che è quello che lavora 24 ore su 24, perché è così, e che vede proprio tutto questo lavoro poi alla fine che viene premiato dal consumatore quando va a fare l'acquisto. E va a fare l'acquisto su questi ipermercati dove di sicuro non troviamo quasi sempre prodotti a chilometro zero, qualcosa adesso perché hanno capito l'importanza del chilometro zero e troviamo qualche angolino con c'è questo prodotto zero, però questo consumatore che dice io non ce la faccio, non resisto. Ecco, la Coldiretti come si sta muovendo per dare visibilità, per dare sostegno e supportare questo lavoratore? Perché vede Polegato, noi in Italia abbiamo un problema e lo dico anche a Codognato, che noi paghiamo i parassiti e non paghiamo la gente che lavora. Questa è la realtà. Il nostro grande problema è questo, quello che veramente lavora non lo paghiamo, l'operaio, il pensionato che ha lavorato una vita con grandi sacrifici, l'artigiano messo al bando perché veramente è uno che frode. Ecco, perché si è arrivati a questo? Lei è stato un grande imprenditore, lo è ancora adesso. Ecco, cosa vorrebbe dire? Cioè la politica che non ha ascoltato e supportato quello che doveva supportare, ma non è la nicchia, è la realtà che lavora e che produce. Prego. Ma allora effettivamente in certi ambiti, particolarmente quelli dell'ortofrutta, vediamo che fatto 100, quello che pesa il settore primario è solo un 20%, perciò siamo ai minimi sindacali, perciò questo non è accettabile perché non c'è quel sostentamento alle aziende. E qui c'è tutta una valutazione da fare che stiamo anche affrontando perché poi ci sono i trasformatori, c'è poi l'anello finale che è la grande distribuzione che particolarmente non sempre aiuta, mettiamola così, i nostri produttori, nonostante siano necessari per proporre i prodotti che vediamo poi nei supermercati. Qui dobbiamo assolutamente coinvolgerli e fargli capire anche sotto tutti i punti di vista che va assolutamente tenuta in piedi. È anche vero però che prendiamo il caso Treviso, noi abbiamo un'eccellenza sul territorio che è il nostro radicchio rosso, che è unico, sappiamo, che però tante volte anche da parte nostra non si è fatto tutto quello che era necessario per valorizzarlo e anche per tutelarlo, perché abbiamo solo un IGP, attualmente non è una DOP, ma anche le certificazioni non sono sufficienti per garantire una certa tutela del prodotto, altrimenti il rischio qual è? Di trovare nel supermercato del radicchio rosso spacciato per Treviso, magari proveniente da altre province anche del Veneto oppure anche fuori del Veneto, perciò anche noi produttori in primis, noi questa cosa la stiamo sensibilizzando e sollecitando al consorzio che si faccia tutto il possibile per aumentare le certificazioni, in modo che si garantisca al consumatore che quel prodotto arriva da una determinata area, che nel caso specifico è solo di Treviso, in modo che quel valore aumenti, anche perché la grande distribuzione lo chiede la certificazione, ma non sempre trova produttori disposti chiaramente a garantire questo aspetto. Perciò cerchiamo anche di valorizzare quello che facciamo, perché l'asparago di Badoere piuttosto che del Cimodolmo lo facciamo solo noi, e anche questo è un qualcosa che dobbiamo capire, che se viene certificato ha un valore diverso rispetto a quello che può essere un asparago generico. Perciò questo, tante volte siamo anche mancati sotto questo aspetto e per questo che il nostro ruolo... Ma volutamente o perché il mercato portava a questo, Presidente? Perché si sapevano per queste abitudini cose. O per fare le cose come si è sempre fatto, si preferisce andare su canali alternativi. Invece oggi la richiesta anche di un certo tipo di grande distribuzione che cerca un prodotto di qualità, che cerca un prodotto certificato c'è,
però dobbiamo garantirla e dobbiamo soddisfarla, perciò dobbiamo fare tutto quello che serve per dare valore aggiunto ai nostri prodotti. Allora, prima di dare la parola a Antonio rimani in linea, ma devo salutare anche Gianluca Codognato perché voglio un suo pensiero anche su quello che ha detto il presidente Polegato. Io sono dell'idea, Codognato, che difficilmente riusciremo a fermare questi tir che vengono da altre realtà non nostre. È troppo tardi, ne abbiamo fatto passare troppi, ne fermeremo 1 o 2, ma passeranno 3, 4, 5. Prego Codognato, dal suo punto di vista com'è la situazione? Sì, intanto voglio ringraziare, salutarvi tutti, ringraziare i vostri tecnici perché abbiamo fatto i salti mortali per fare questo collegamento, e anche che sono un po' incapace io probabilmente. La prossima volta verrò in studio come faccio come di l'altra solito. volta. Esattamente. E, no, io mi volevo soffermare un po' su tutto il discorso che abbiamo fatto e che hai fatto anche tu, sulla questione un po' degli stipendi, dei salari, che secondo me è uno dei problemi più grandi che stiamo vivendo in questo periodo. Ovvero, io credo che in questo momento le persone più in difficoltà siano i propri lavoratori dipendenti, che vedono dei salari fermi da anni, eppure c'è stata un'inflazione che ha veramente messo in ginocchio moltissime famiglie. I pensionati sono un po' più protetti dalla rivalutazione, però noi sappiamo, io credo che il presidente Polegato abbia anche molti più dati di noi, che soprattutto dal 2022 in poi il problema del carrello della spesa, assieme a quello dell'energia, è stato tanto grande che ce lo stiamo trascinando ancora avanti. I prezzi chiaramente si sono un po' calmierati, sono stati anche ecco, io chiedo scusa perché sono in ufficio. Tranquillo, Codognato, tranquillo. Ecco, e quindi purtroppo il lavoro va avanti. Ecco, io ho una curiosità che vorrei chiedere al Presidente, faccio una controdomanda. Come saranno i prezzi nei prossimi mesi per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli? Che prospettive abbiamo? Abbiamo visto che il carrello della spesa è meno caro di prima. Vorremmo capire un attimo cosa sarà. Rispondiamo subito, allora diamo la parola anche al nostro Antonio da Padova, se non mi cade la linea. Vai Antonio. Grazie. Sì, pronto, buongiorno Mirella, buongiorno anche agli ospiti. Sono contento che ci sia anche un imprenditore, perché così si può anche parlare di per quale motivo che un imprenditore deve pagare 3 volte un operaio e l'operaio percepisce 1.200 euro al mese, cioè questo non l'ho capita. E poi anche il discorso della distribuzione dei prodotti alimentari. Praticamente io ho un negozio, il negozio mi rifornisco dal mercato, mi porto alla casa, ma cosa cambia se invece di un negozio mantenere un ipermercato, un supermercato, un centro commerciale? Non sono mica aumentate le spese. E chi è che paga gli affitti di questi ambienti? Diciamo, ci sono degli ambienti che sono delle cattedrali nel deserto. Ma per quale maniera mica più semplice se uno aveva il negozio, andava al mercato, andava a portarsi la roba nel negozio e le strutture del negozio non consumava niente. Perché tu invece delle strutture dei negozianti hai questi mega supermercati? Ma chi li mantiene questi supermercati? Buongiorno e grazie. Grazie Antonio. Allora Polegato, chi vuole rispondere prima, prego. Ma in merito alla domanda che ha fatto il Codognato, io sono consapevole purtroppo che il potere d'acquisto da parte dei consumatori è calato negli ultimi 2 anni. C'è stato un boom dopo Covid che ha un po' drogato il mercato. Oggi purtroppo le condizioni, anche per l'aumento di tasse di interesse, sicuramente ha penalizzato le aziende in primis, ma un po' a cascata un po' tutti. L'inflazione non ha aiutato e perciò gli aumenti si sono visti in maniera esagerata, anche direi. Purtroppo il problema dei prezzi sono frutto anche delle richieste del mercato. Oggi con un mercato in calo, consumi in calo, sicuramente questo non aiuta, nonostante che le aziende abbiano tutte le difficoltà che abbiamo detto. Perciò qui si tratta di comunque dialogare con la grande distribuzione, perché, ripeto, hanno bisogno loro comunque di fornitori, devono comunque tutelare anche il fornitore, non tutelare solo l'aspetto, diciamo, economico loro. E su questo, ripeto, si è aperto un dialogo, perché è fondamentale
vedere la situazione da qui a 5-10 anni, altrimenti si rischia di impoverire quello che è l'offerta anche dei prodotti, aiutando quelle che sono invece le importazioni che si dicevano prima, perché anche lì se non si fanno delle leggi ad hoc dove comunque si tutela il Made in Italy e non è sufficiente che sia scritto Made in Italy solo perché tu hai in maniera diciamo anche limitata abbiamo visto con la pasta e con il grano che era scritto Made in Italy e non era Made in Italy. Solo perché comunque l'ultima fase è stata fatta in Italia, quello di Made in Italy non ha nulla. Queste cose qua vanno riviste e va tutelato in primis le aziende ma anche il consumatore stesso che viene ingannato con un prodotto che non è quello che uno immagina di consumare. Codognato, pensare male si fa peccato ma qualche volta ci si azzecca. Anche questo grano è con questa pasta che era scritto Made in Italy e non era Made in Italy di sicuro il grano. Nel silenzio totale, per fortuna che c'è stato questo giornalista che si è accorto, perché è stato un giornalista che ha voluto vederci chiaro ed è uscito quello che nessuno sapeva, che questo grano e questa pasta non era assolutamente italiana. Ecco, non c'è un silenzio un po' assordante che fa riflettere, perché a mio avviso più di qualcuno sapeva e non ha parlato. Prego, Codognato. Sì, diciamo che io da questo punto di vista spero sempre che non sia così, insomma, che alla fine un bravo giornalista sia riuscito a scoperchiare una cosa che era abbastanza nascosta. E certo che non voglio dire, queste cose soprattutto non fanno bene appunto ai nostri imprenditori agricoli, sicuramente in primis, più che al consumatore quasi direi, comunque anche a loro. Ho notato, al di là appunto di queste furbizie qua, ne abbiamo forse parlato anche in un'altra puntata con te Mirella, che però le furbizie le fanno anche in questo caso i supermercati o la grande distribuzione, soprattutto nel post-crisi. Per esempio vendendo gli stessi prodotti che vendevano prima allo stesso prezzo, però diminuendone le quantità. Quindi purtroppo le furbizie mi sembra che siano un po', facciano parte un po' di questo mondo. E per fortuna, ecco, ripeto, ci sono bravi giornalisti, speriamo anche, sicuramente anche delle buonissime associazioni di categoria e speriamo anche delle ottime associazioni di consumatori che denunciano sempre queste cose, e anche i cittadini ovviamente. Però ecco, insomma, ritengo che anche chi va a comprare, il consumatore, grazie proprio a queste furbizie, grazie all'inflazione e tutto, sia diventato più virtuoso nella scelta, sappia scegliere meglio e forse sappia anche riconoscere quando... Ma non abbiamo bisogno, e qua lo chiedo anche a Giorgio Polegato, di un'etichetta più chiara, di un capire veramente cosa sto comprando in quel momento, perché la scadenza devi veramente cercarla e ricercarla, non sai mai da che parte sta, veramente. Ecco, queste etichette che... C'è un punto di domanda, anche qui la Coldiretti si sta muovendo per avere la trasparenza anche sul cibo che mangiamo. Ma noi sull'etichetta trasparente abbiamo fatto una battaglia che abbiamo anche portato a casa. E oggi comunque sull'etichetta c'è scritto tutto quello che si debba sapere, però purtroppo, come si diceva prima, il Made in Italy non è sempre tutelato, perché se viene concesso e ammesso un prodotto solo perché parzialmente viene lavorato in Italia ma di provenienza, di produzione estera, questa, anche se lo scrivi in etichetta non ti fa capire realmente che prodotto stiamo consumando, e su questo le cose vanno cambiate, perché qui ci deve essere un'Europa che tutela i singoli stati, altrimenti è purtroppo parziale, perché oggi le difficoltà più grosse che abbiamo purtroppo le abbiamo nei confronti di un'Europa che non ha quella sensibilità, quell'attenzione in primis nei confronti dei consumatori, ma anche dei vari stati, che comunque soprattutto quelli che producono vanno tutelati. Abbiamo tutto un Nord Europa che non ha quell'attenzione, quell'interesse che abbiamo noi per quanto riguarda il food and beverage, e perciò siamo purtroppo condizionati da paesi che non hanno senso del... Sì, ma in Europa ci siamo anche noi o no, Collegato? Sì, cosa facciamo noi non in sempre Europa? ci siamo difesi come dovevamo, ecco. non avevamo le persone capaci di fare il proprio ruolo, perché oggi ci troviamo in questa condizione perché negli ultimi 5 anni con le Green Deal si sono visti interessi che erano lontani da quelli che erano invece gli interessi non solo italiani, ma di un prodotto di qualità del food and beverage che purtroppo è stato assolutamente penalizzato. Eppure, Polegato, quando il turista viene qui nel nostro meraviglioso paese, io questa mattina ho aperto col castello di San Salvatore,
Ecco, ho aperto con questo con Borgo Collalto meraviglioso, che mi hanno fatto anche i complimenti. Noi abbiamo questi prodotti di nicchia, saranno anche pochi quantità, ma sono tanti come numero. Ma perché non li valorizziamo? Perché facciamo sempre, usiamo sempre la frase ma se poco e il poco non porta a niente? Perché dobbiamo sempre puntare sul tanto e non sulla qualità quei piccoli numeri, Polegato? Beh, su questo devo spezzare una lancia nei confronti della nostra provincia. Insomma, noi abbiamo un prodotto di eccellenza che è il Prosecco, che oggi è diventato il prodotto più consumato al mondo in termini di bollicine. Cioè, questo lo produciamo noi in gran parte, dopo chiaramente anche nel resto del Veneto e del Friuli, però nasce a Treviso ed è stato valorizzato perché le nostre colline del patrimonio UNESCO hanno garantito che sia un prodotto di grande qualità, che ci ha permesso oggi di distribuirlo in quasi 180 paesi nel mondo. Perciò su questo dobbiamo dire che sia stato fatto un grande lavoro in termini di comunicazione e far conoscere un prodotto che è piaciuto in maniera trasversale. Ma non è che ci mancano i prodotti, perché comunque Treviso, insomma, è un esempio con il radicchio, con gli asparagi, con la casatella. E lì sicuramente si deve fare ancora di più per cercare di valorizzare prodotti straordinari fatti da tante piccole realtà che ci mettono anche tanto lavoro, tanti sacrifici e fanno un prodotto unico, ma va in primis tutelato e fatto conoscere, perché se si riesce a garantire e a far, diciamo, a renderlo unico, come giusto che sia, è chiaro che si aumenta il valore aggiunto. Però noi abbiamo visto che se si punta su un prodotto, e lei l'ha spiegato molto bene, Presidente, sul vino, sul Prosecco, poi il risultato lo vedi. Perché non si punta anche su altri prodotti? Sì, adesso io ho capito, ma non possiamo mica vivere solo di Prosecco. Noi abbiamo dei rossi che sono meravigliosi e ce li siamo dimenticati, perché il Prosecco ha azzerato tutto quello che era la realtà, il Raboso, il Merlot, il Cabernet, il Refosco. Avevamo dei vini che tutti ci invidiavano, mentre in altre parti d'Italia dei rossi resistono molto meglio dei nostri. Noi abbiamo puntato solo sul Prosecco, Presidente. Ma diciamo che il Prosecco sicuramente ha fagocitato una buona parte del resto della produzione che avevamo nella zona del Piave. È anche vero che è normale che sia stato fatto, perché oggi un valore che ha un ettaro e quello che produce un ettaro di Prosecco non ha uguali oggi, no? In termini di quantità e di resa per ettaro. Sicuramente si possono fare anche di rossi di qualità, ci sono, perché determinate aziende che all'interno hanno una filiera dove se lo producono, se lo vinificano, lo imbottigliano, se lo vendono, hanno ancora interesse a portarlo avanti. Un singolo produttore che ha un ettaro di vigneto difficilmente si impegna a fare del rosso, perché tante volte non viene ripagato per quello che sono gli sforzi e gli investimenti che si devono fare. Perciò è stato più facile in questi anni, ma giustamente, investire su un prodotto che ha dato dei grandi risultati. Allora, Codognato, prodotto però anche energia, come siamo messi, queste bollette pazze che arrivano, ecco, questi numeri che veramente delle volte diciamo ma cosa sta succedendo, che bolletta mi è arrivata, com'è la situazione? Adesso ci sono le elezioni, sembra che noi viviamo solo di elezioni, tutto il resto è noia, ma non è così, perché poi queste bollette vanno pagate, se i soldi non li ho, e la verifica, e il controllo, e la trasparenza. Io le ho mandato una bolletta, lei lo sa, e trasparente non lo era di sicuro, e non stiamo parlando dell'ultimo delle classi come quello questo sponsor di energia, perché ad esempio siamo diventati noi gli sponsor di questa energia. Prego. Allora Mirella, sì, la situazione è molto pesante, noi la stiamo seguendo ormai da 2-3 mesi, abbiamo soprattutto una problematica con le bollette del gas arrivate a milioni probabilmente di utenti italiani, bollette soprattutto di Enel Energia, ormai si sa perché è stata anche, diciamo, se ne è parlato anche nei canali nazionali. Abbiamo persone che si sono trovate a pagare da 200 euro a 1000 euro di bolletta del gas, abbiamo bollette da 5000 euro, quindi anche se magari adesso vediamo che i prezzi sono abbassati sicuramente rispetto al 2022, non ne parliamo, però insomma anche all'altro anno, e purtroppo queste pratiche scorrette, perché sono pratiche scorrette, tra l'altro
applicate dalla più grossa azienda che esiste in Italia, stanno mettendo in grande difficoltà famiglie, anziani, pensionati, e siamo anche abbastanza sconvolti dal menefreghismo che sta mostrando questa azienda nei riguardi di queste persone che veramente sono in ginocchio, perché quando arriva una bolletta da 2.500 euro a una pensionata che ne prende 600, capite che la situazione si fa molto grave. Poi bisogna rateizzare, Allora, l'unico dato positivo è che probabilmente adesso gli importi sono un po' raffreddati, quindi tendenzialmente speriamo in un generale abbassamento, soprattutto per quanto riguarda il gas, mentre la luce mi sa che non sia così. Resta il fatto che se nel mercato libero ci si comporta in questo modo, in modo così scorretto, avremo anche tante altre persone che verranno a chiederci aiuto nei prossimi mesi, e veramente, Mirella, in questo momento siamo subissati di richieste d'aiuto per bollette del gas stratosferiche, gente disperata veramente. Ma come farà a proteggersi? Devo correre purtroppo, Codognato, perché il tempo è tiranno. Presidente Polegato, come farà il piccolo produttore, il piccolo imprenditore a districarsi su questo mercato libero, dove le multinazionali fanno da padrone, come abbiamo detto prima, fermeremo 2-3, ma ne passeranno altri 8, dove per fare i formaggi e le cagliate andiamo a prenderle in Germania, perché noi non le abbiamo, dobbiamo andarle a prendere in Germania, nonostante, a mio avviso, superiamo anche la Francia in fatto di formaggi, ma c'è qualcosa che non gira. Ecco, come farà questo piccolo imprenditore? Abbiamo sentito, c'è un futuro non certo roseo, queste bollette, questa energia carissima, questo prodotto non pagato, a sopravvivere, a resistere. Voi come associazioni di categoria come pensate di supportarlo? Ma allora, sul nostro territorio, come dicevo, non mancano le eccellenze, non mancano le materie prime per fare un prodotto di qualità, però non è sufficiente, perché oggi bisogna fare un ulteriore sforzo, che è quello di creare all'interno delle proprie aziende una filiera, nel senso che non basta vendere il latte fine a se stesso, ma quel latte possibilmente bisogna anche trasformarlo, almeno in parte, nelle proprie aziende, in modo che quel prodotto finale abbia un valore aggiunto di un certo tipo. Questo è quello che si deve fare o che si deve pensare, e io vedo che tanti giovani, nuove generazioni e non solo, stanno pensando appunto a trasformare le materie prime, dandogli valore, che come giusto che sia, perché ripeto, avendo la materia prima, avendo anche comunque know-how, perché le aziende sanno come fare e come trasformare i propri prodotti, può essere un radicchio stesso piuttosto che il latte, piuttosto che un salume, perciò le carni, le opportunità ci sono, bisogna oggi diventare imprenditori, pensare di affrontare il mercato anche singolarmente, affrontando i mercati, facendo tutto quello che serve. Facendo anche squadra, Presidente, mettendovi in rete tutti assieme. Sicuramente noi come Coldiretti abbiamo Campagna Amica, che è una grande piattaforma dove le aziende possono andare direttamente al consumatore, è quello che oggi fa la differenza. Bisogna però chiaramente pensare di andare lì con un prodotto che sia interessante, che sia anche dal punto di vista visivo del packaging consone, che sia piacevole, che sia anche bello, oltre che naturalmente buono, e a quel punto lì, diciamo, si riesce a gestire in buona parte quella che è la propria produzione, senza dover essere vincolati alla grande distribuzione oppure a un mercato che non è controllabile, e su questo si deve fare ancora ulteriori sforzi per cercare di essere ancora più, rendere l'azienda più interessante dal punto di vista remunerativo e economico. Allora sentiamo anche Codognato come pensa, ecco, che sarà questo autunno. Noi adesso siamo in primavera, poi arriverà l'estate, un clima pazzesco, però veramente siamo in alto mare, ci sono delle onde agitatissime e se non abbiamo la barca giusta rischiamo veramente di affondare. Prego Codognato. Sì, intanto dobbiamo assolutamente aspettare che finiscano queste elezioni europee, perché siamo in un periodo di promesse di ogni tipo e insomma a me dispiace sempre se sentite dei rumori, ma sono in ufficio appunto. Ecco. Noi purtroppo le nostre previsioni non sono buone, nel senso che lo vediamo proprio dalle persone che si rivolgono a noi, ai nostri sportelli, e vediamo proprio le difficoltà di tante famiglie, di tanti appunto pensionati, e temiamo che dal ritorno dopo le elezioni torneremo molto alla realtà, perché in questo momento stiamo vivendo di
promesse mirabolanti, cioè veramente di un futuro roseo. Invece noi temiamo che veramente dall'autunno torneremo alla realtà, anche perché, ripeto, a mio giudizio il problema più grande in questo momento sono gli stipendi dei lavoratori dipendenti. Dobbiamo renderci conto che sono stipendi fermi, non serviranno i 100 euro, i 60 euro in più a gennaio 2025, non serviranno a nulla. Bisogna aumentare gli stipendi perché i lavoratori dipendenti non hanno avuto nessuna rivalutazione del loro stipendio, eppure anche a loro hanno dovuto pagare gli aumenti del carrello della spesa, gli aumenti delle bollette. Quindi credo che in realtà quello sia il primo passo da fare in assoluto. E ripeto, speriamo finiscano presto queste elezioni europee, perché ne sento di tutti i colori e mi sembra anche una presa in giro per i cittadini. Allora ringraziamo veramente Gianluca Codognato, responsabile comunicazione dell'Associazione Difesa Consumatori, e sentiamo come ci saluta, con quale messaggio, Giorgio Polegato, Presidente Coldiretti Treviso. Prego Presidente. Beh, allora noi siamo anche reduci a Treviso di 80 anni del Coldiretti Nazionale, abbiamo fatto un evento importante martedì sera alla Zoppas Arena, dove c'è stata una partecipazione massiccia dei nostri associati, eravamo 800 persone, assieme a Coldiretti Belluno, e perciò il sentiment che abbiamo sentito è stato di grande partecipazione e di grande fiducia, insomma, anche nell'associazione, per tutto quello che ha fatto e quello che farà, soprattutto per sostenere il settore primario. È chiaro, le difficoltà sono tante, ma come dicevo la battaglia vera si conduce in Europa, perciò quello che succederà il 9 giugno è fondamentale, la scelta che verrà fatta da parte dei cittadini, che deve andare nel senso opposto rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi 5 anni, ma non solo per il settore agricolo, ma io credo che tutti i settori non siano stati soddisfatti di quello che abbiamo visto in questi ultimi 5 anni. Perciò l'interesse che deve essere primario è verso i consumatori, verso i cittadini, e non certamente a favore delle multinazionali, come dicevamo prima. E su questo dobbiamo fare di tutto per tutelare le nostre aziende e che le persone che decidono, che fanno le leggi, siano persone competenti e che sappiano, che conoscono realmente i settori su cui vanno a incidere, perché altrimenti, come si è visto negli ultimi anni, si rischia di essere condizionati da politici che non hanno visione, che non hanno conoscenza e che pensano solo a soddisfare pochi a discapito di tanti. E ai giovani che messaggio vuole dare, Presidente Polegato? Ma sui giovani io sono molto positivo e anche soddisfatto di quello che vedo, perché come si accennava prima, se è vero che oggi le aziende si stanno trasformando, si stanno evolvendo, è grazie appunto all'imprenditorialità e la voglia di fare e anche la visione che hanno i giovani, perché capiscono che il mercato oggi ha determinate esigenze, si può comunque essere anche interessanti in maniera diversa rispetto a quello che si è fatto in passato, però chiaramente bisogna mettersi in gioco, bisogna fare investimenti, bisogna cercare di chiaramente uscire dai classici canoni, produrre e vendere. Bisogna trasformare il prodotto, dare valore aggiunto, dare quella giusta immagine, creare un brand se possibile, e lì credo che ci siano margini per poter crescere e essere positivi per il futuro. E dare messaggi positivi che questi giovani devono credere. Grazie anche a Gianluca Codognato, a Giorgio Polegato, Presidente Coldiretti Treviso, grazie a voi. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Pasta con i pesci. Ecco cosa occorre per preparare una buona zuppa. Scorfano, gallinella, San Pietro, pesce prete, tracina, calamari, seppie e gamberi. Ingredienti per 4 persone: 320 grammi di spaghetti, 600 grammi di pesci per zuppa puliti, 200 grammi di pomodorini tagliati a pezzetti, un mazzetto di prezzemolo, una cipolla, 2 spicchi d'aglio, olio extravergine di oliva,
sale, pepe. Ponete in un tegame l'olio e la cipolla tritata. E fate insaporire. Versate i pomodorini sminuzzati. Aggiungete un trito di aglio, prezzemolo, una presa di sale, una abbondante spolverata di pepe e coprite con 3 decilitri d'acqua calda. Fate cuocere qualche minuto. Unite il pesce e cuocete su fiamma moderata per un quarto d'ora. A questo punto estraete i pesci più grossi e proseguite la cottura della zuppa per altri 15 minuti. Appena i pesciolini si saranno disfatti, passate il brodo al passaverdura. Versatelo in una casseruola. Intanto cuocete molto al dente gli spaghetti. Fate addensare il sugo su fuoco basso. E condite gli spaghetti. Servite con i pesci tenuti da parte e con una spruzzata di prezzemolo fresco. E buon appetito!